Signore e signori, buongiorno a tutti, direttamente dall'aula magna della scuola enologica, della gloriosa scuola enologica. Stiamo per trasmettervi in diretta streaming sul canale YouTube, Facebook del Condifesa TVB, quello che è il 19° incontro sul forum fitoiatrico. Esattamente era nato 20 anni fa, in quel di Ormelle, nel comune di Ormelle. Tra l'altro ci aveva accolto l'allora assessore del comune Michele Zanardo, l'attuale, ora, presidente nazionale del comitato Vini DOP AGP, quindi è stato un onore anche seguire un po' nella sua carriera, quella professionale e anche quella che adesso svolge in quel di Roma. Insieme a me ho la preside, che è la padrona di casa e che quindi ci ha sempre dato l'opportunità di essere in presenza in questa, come ripeto ancora, gloriosa aula per portare i saluti, quello che è appunto la scuola enologica, l'antica scuola enologica, ma non riguarda solo il forum fitoiatrico, ma tante altre iniziative, per cui anche a nome del Presidente, che naturalmente farà lui direttamente con la preside, quello che è questa collaborazione come esiste da diversi anni. La professoressa Maria Grazia Morgan, a lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie a Fiorello Terzaiol, grazie Presidente Nadal. Con grande piacere apro questo incontro, questo importantissimo forum fitoiatrico. Siamo alla 19ª edizione, come dico sempre, quando le edizioni si ripetono negli anni il significato è successo dell'iniziativa, indubbiamente. Quindi è un'iniziativa che sta sempre al passo con i tempi, perché noi sappiamo che l'argomento agrofarmaci in viticoltura, in agricoltura in generale e in viticoltura in particolare, è sempre qualcosa che deve essere attenzionato e deve poter avvalersi delle migliori tecniche, prodotti, strumentazioni, sperimentazioni. Grazie a Condifesa questo avviene. Oggi in aula ci sono anche studenti del nostro istituto che potranno appunto apprezzare e fare proprio quello che oggi verrà detto e spiegato. Cosa dire? Come diceva Fiorello, la collaborazione con i Cerventi, cioè il rapporto che c'è tra la scuola enologica di Conegliano e Condifesa è un rapporto speciale, perché non si tratta solo di ospitare queste iniziative e fare in modo che i nostri ragazzi ne siano partecipi, ma c'è un ruolo attivo di Condifesa perché attraverso borse di studio specifiche valorizza il loro lavoro di ricerca e di sperimentazione che in una scuola come la nostra, la scuola enologica, è fondamentale per la loro preparazione. Come dico sempre, le attività laboratoriali, tecniche di sperimentazione e di ricerca che facciamo con voi anche con il CREA sono il fulcro, il cuore, la materia prima che deve esserci in una scuola tecnica e professionale, assolutamente. I nostri ragazzi scelgono queste scuole proprio perché ci sono queste attività. Quindi io sono a ringraziare nuovamente per tutto quello che è l'apporto scientifico di Condifesa, perché è veramente l'essenziale per la nostra scuola e quindi ci auguriamo che questa collaborazione prosegua per sempre. Il fatto di ospitarvi è un piacere nostro e anzi è proprio un aspetto per i nostri ragazzi assolutamente interessanti, perché vengono coinvolti direttamente. Grazie a voi. Grazie alla preside Maria Grazia Morgan. Naturalmente lasciamo che andare a lavorare perché hanno 1000 studenti da gestire, 200 collaboratori, no? Tra corpo docente, naturalmente chi? 300 sono aumentati. No, tra tutti gli altri e tutti i docenti. Siamo 280. Boh, 280. Una grande azienda. Ecco, abbiamo in diretta anche un po' i numeri. Senza gli studenti e le famiglie. E più questi qua adesso, ecco, abbiamo anche qua tanti tecnici che rappresentano l'Italia nel mondo fitoiatrico. E oggi vedremo un po' quello che saranno le novità, se ci sono, ok? Staremo a vedere. E comunque la parola naturalmente al Presidente Valerio Nadal, che porta i saluti del consorzio che rappresenta. Buongiorno a tutti,
innanzitutto anch'io ringrazio Maria Grazia perché quando vedo questi giovani penso sempre quale responsabilità ha Maria Grazia nel gestire il nostro futuro, perché quando vedo loro vedo le nostre aziende nel futuro, c'è continuità. Il rapporto nostro con la scuola è cerchiamo il meglio possibile con l'esperienza che abbiamo di trasportarla a questo nostro futuro che sono loro. Forum Fitoiani che è arrivato già al 19° anno, guardo qui chi rappresenterà poi le novità, speriamo che ci siano, Marco, perché l'ho detto prima Marco, quando vedo te, vedo il primo anno che ci siamo incontrati. E Forum Fitoiani ha un obiettivo che spero di poterlo raggiungere, ma che comunque ogni anno fa un gradino in più. Noi cerchiamo di creare quella che si chiama sostenibilità per gestire le nostre produzioni. Oggi purtroppo dobbiamo difenderci non soltanto dalle avversità climatiche, ma anche dalla variabilità meteorologica, e questo è il problema più grosso. Oggi dal mercato sono state tolte determinate molecole, non le troviamo più. Io spero che comunque qualcosa di nuovo oggi esca da questo incontro. Auspichiamo prodotti nuovi, prodotti meno impattanti. Vorrei dire che spero anche che sia un impegno pensando anche al mondo del biologico. Prodotti, mi riferisco ai corporanti, mi riferisco ai biostimolanti, in modo tale di cercare con questi prodotti di rendere la pianta più resistente e dare anche sicurezza e fiducia a quegli agricoltori di quel mondo biologico che stanno portando avanti con passione, perché il biologico è un credo. Noi ci crediamo, ci sono tante aziende che ci credono e aspettano da voi sicuramente risposte. Come Consorzio Difesa ci impegniamo non solo con il Forum Fitoianico, però sappiate che la base comunque per cercare di controllare le infezioni sono le buone pratiche agronomiche. Iniziamo con Guinea che facciamo a Santa Lucia sulla concimazione, ci vuole una concimazione che sia equilibrata per evitare gli eccessi, e dopo le buone pratiche fisiche con l'operazione umana delle persone, ma anche meccanica. Stiamo lavorando, oggi si parla del problema della viticoltura eroica, delle rive, dove con difficoltà riescono comunque a operare. E se noi pensiamo, ad esempio l'anno scorso, dove il periodo maggio e giugno non si trovavano le finestre per poter comunque trattare, con difficoltà riuscivano a trattare. Ecco, noi stiamo lavorando per cercare, infatti l'ITE in campo sta portando avanti delle iniziative innovative, mi riferisco ad esempio all'utilizzo di droni, che ancora non è consentito, ma è stato dimostrato che lavorando ad un'altezza di 50 cm da infilare e convogliando il prodotto riesce comunque a creare un'ottima distribuzione, riducendo quasi totalmente le derive. E questo sarebbe secondo noi un buon traguardo. Su determinati, mi riferisco alla Svizzera, stanno già utilizzando, ma comunque è stato già comprovato che può funzionare. L'ultima parte, se pensiamo al futuro, penso all'intelligenza artificiale, per un ottimo uso della distribuzione dei fitofarmaci. Ecco, io mi fermo qua e vi auguro, una cosa importante, oggi doveva esserci anche l'assessore Galerni, che mi ha telefonato ieri sera, che ci teneva tantissimo a questo forum fitoianico, perché quando si parla di sostenibilità si parla di confronto. Oggi è proprio un confronto fra le aziende comunque produttrici e farmaci. Ha detto che porta i suoi saluti, sicuramente ha avuto un impegno dal Ministero giù a Roma, perché ci sono dei problemi, perché noi oltre ai fitofarmaci dobbiamo portare avanti e difendere anche il reddito delle aziende agricole dalle avversità climatiche. Ci sono dei ritardi contributivi, dovevano andare giù a Roma per gestire questo problema. Ecco, grazie a tutti e buon lavoro. E adesso ho il piacere di presentare il nuovo direttore del servizio fitosanitario della Regione Veneto, il dottor Paolo Frassoni, che si aggiornerà su alcune cosucce proprio oggi, no? Va bene.
Buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito con difesa, ringrazio dell'ospitalità alla scuola dei Cervetti e è un'occasione per me anche per presentarmi come nuovo direttore del fitosanitario a voi. Con qualcuno già abbiamo avuto modo in altri convegni di presentarci. E le novità dal territorio veniva richiesto appunto una particolare celerità nella pubblicazione di quelle che sono le linee di tecniche agronomiche e le linee di difesa integrata. Oggi non sono al massimo della forma, quindi andrò diciamo in ufficio subito dopo per andare a firmare quelli che sono proprio i decreti. Quindi oggi pubblicheremo ufficialmente quelle che sono le linee di difesa integrata per la regione del Veneto e le linee di tecniche agronomiche. Ci sono delle novità, purtroppo le novità ci sono ma non sono sempre positive, nel senso che qualcosa è calato, qualcosa si è riuscito a portare a casa, diciamo dal punto di vista proprio sul numero di trattamenti e sulle sostanze attive da utilizzare, mi riferisco soprattutto per la vite. Però lascerei dopo al collega Sergio Carraro l'illustrazione diciamo di queste novità. Volevo fare un ringraziamento ai colleghi, alla squadra del fitosanitario, perché hanno investito molto tempo per cercare di stare diciamo, all'interno di quelle che sono le finestre necessarie per la pubblicazione delle linee di difesa integrata e trascurando quindi altre attività che sono state sopperite da altri colleghi. Ecco, altre cose non ce ne sono, io vi ringrazio e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie. Grazie direttore. In frattempo è arrivato anche Sergio Carraro, dottor Sergio Carraro. Sì, tutto calcolato. Si era preoccupato. Era tutto calcolato, sì. Anche perché lui dovrà dettare quelle che sono appunto le nuove linee tecniche dettate dalla Regione del Veneto per il 2025. Prendo un attimo di tempo, in modo così possiamo andare dritti con la scaletta, perché altrimenti dopo iniziamo con i vari rappresentanti delle varie società, delle 14 società. Quindi, tanto vi parlo, no? Il forum ha un format di 10 minuti di interventi, di vari interventi sulle presentazioni dei prodotti delle singole società, 10 minuti cronometrati, e i tecnici questo lo sanno, no? Sanno perché purtroppo qualche volta si è dovuto togliere anche la parola, che non è una cosa bella, ecco, da vedere magari in diretta, però se qualcuno mi presenta 36 slide e non faccio nomi come solito, sa che dopo a un certo punto io dovrò interromperlo per rispetto un po' di tutti gli altri, quindi di quei 10 minuti là. Questo format con questa novità appunto una ventina d'anni fa, come avevo già accennato all'inizio, e che mi sembra una cosa più che mai ottimale. Forse qualche anno fa c'era la rincorsa per la presentazione di nuovi prodotti, di nuove sostanze attive, di nuove molecole. Quello che vedremo oggi sarà invece più che altro un discorso sul posizionamento su molecole già presenti. Di grosse novità non abbiamo, ho visto anche la recensione sull'incontro fatto la scorsa settimana a Bologna, no? Sulla tipologia dell'incontro, diciamo, sui forum fitoiatrici, e quindi anche lì è emerso il fatto che tra regole dei prodotti, tra rischi di avere resistenze da parte dei patogeni, non è che andiamo molto lontano, è un rischio sempre maggiore. Adesso chiedo se è a posto, va bene, allora perfetti su tutto. La parola al dottor Sergio Carraro del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, che ha sempre accompagnato anche in altre lotte, ma non so, il Ministero della Guerra è più impattante rispetto al Ministero della Difesa, soprattutto in questi periodi qua. E allora a questo punto accompagniamo di difesa guidata, e a te la parola per quello che riguarda appunto queste novità che ci attendiamo. Grazie Fiorello, buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente la scuola e il Condifesa che ci ha invitato anche in questa circostanza, e mi scuso di essere arrivato un po' trafelato, sono stato intruppato nel traffico in uscita da Vicenza. Dunque, allora, faremo una cosa abbastanza stringata, come mi ha chiesto e mi ha raccomandato Fiorello, per cui passiamo decisamente alla descrizione delle slide che ho predisposto.
Piglia? Sì. Boh. Allora, due pillole relative alle linee di difesa, linee tecniche di difesa integrata per gli studenti e per i neofiti. In buona sostanza le linee di difesa integrata insieme con le linee tecniche agronomiche costituiscono i disciplinari di produzione integrata. Come sapete, o meglio, come sanno, diciamo così, coloro che sono già iscritti a SQNP, questo è uno strumento fondamentale e che costituisce la guida da seguire per poter essere certificati. Ma quando parliamo di SQNP cosa intendiamo? Intendiamo una realtà ormai consolidata. È il sistema nazionale, qualità nazionale di produzione integrata, che in Veneto è ormai assorto a un 45% della superficie abitata, quindi è una realtà molto importante in continua crescita. Sono dati del 2023, nel 2024 c'è stato un ulteriore balzo, ma non abbiamo ancora dei dati ufficiali in materia. Al di là di questo, questi sono documenti che sono presi in considerazione a tutti gli effetti, non solo per in quanto vincolanti per questa metà della superficie abitata, ma anche per l'altro 55% che segue i criteri convenzionali e da parte di cantine, consorzi e di organismi tecnici è preso a riferimento come linea di orientamento. Quindi hanno un significato decisamente importante. Ora, una cosa molto stringata, ovviamente questo serve solamente per la circostanza e per dire che cosa sono, ma vanno ovviamente approfondite, quindi stimolo gli studenti ad esaminare ed approfondire il significato di difesa integrata. Allora, le disposizioni quindi che noi abbiamo all'interno di questo documento in particolare, linee tecniche di difesa integrata appunto, sono indirizzi tecnico-fitoiatrici. È una raccolta fondamentalmente di norme, ripeto, è una definizione molto stringata, è molto di più, ma non è questa l'occasione per approfondire. Sono delle disposizioni che sono concordate in seno al gruppo nazionale di difesa integrata, appunto, al quale noi stessi come servizi fitosanitari regionali collaboriamo attivamente per redigerle e sono peraltro adeguate e adattate in base alle necessità della regione. Quindi ogni regione, sulla base delle sue specificità, crea, in base alle linee generali, degli adeguamenti e poi li vedremo anche. Dunque, questo strumento appunto viene aggiornato annualmente sulla base delle necessità, quindi è sempre un documento che ha una frequenza di aggiornamento elevata, quindi abbastanza veloce, insomma, da un punto di vista dell'adeguamento alle necessità che il territorio va ad esprimere. Quello che in sostanza, in sintesi estrema, le linee tecniche propongono sono una selezione di sostanze attive che nel caso siano catalogate o classificate come candidate alla sostituzione con elevata tossicità acuta, CMR, quindi sospette di effetti cronici, diciamo così, tipo cancerogeno, mutageno o tossici per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico, autorizzate per usi di emergenza, attenzionate da ARPAD, sono situazioni o sostanze queste che sono limitate o anche eliminate, chiaramente quando questo è possibile. Non ho seguito gli interventi di prima, ma come avete sentito e come anche accennato il mio direttore, la situazione relativa al selezionare, limitare o eliminare non è una cosa che ci troviamo agevolmente a dover fare in questi periodi in cui abbiamo un panorama fitoiatrico estremamente ridotto. Le colture che sono ricomprese all'interno delle linee tecniche, un documento complessivo, riguarda tutte le colture, ce ne sono 87 per quanto riguarda la Regione Veneto e ognuna ha una sua precisa diciamo così, descrizione. Ora entriamo nell'aspetto delle norme comuni. Quello che noi andremo a fare oggi, come di consueto, è quello di portarvi qualche aggiornamento, evidentemente non di esaminare nel suo aspetto generale questo documento. Per cui, a livello di norme comuni, la variazione principale è questa. In buona sostanza,
fino allo scorso anno le sostanze biologiche venivano ammesse e si potevano impiegare senza limitazioni. Quest'anno è stato fatto un aggiornamento. Quelle che si possono utilizzare senza limitazioni sono le sostanze di base, di basso rischio, tutti i microrganismi e tutti i feromoni. Quindi ci sono all'interno del regolamento, adesso mi sfugge, comunque quello che riguarda la produzione biologica dei mezzi consentiti, che annovera anche quelle sostanze che vedete elencate qua sotto, le quali non sono più permesse in quantità, diciamo così, ad libitum, a necessità, ok? Sono eventualmente limitate nelle relative schede di cultura. In termini oggettivi, da un punto di vista della fitoiatria disponibile, anche se qui parliamo di mezzi di difesa disponibili, quindi intendendo sia le sostanze attive che i microrganismi, che gli antagonisti, che i mezzi biotecnici, quello che abbiamo a disposizione in viticoltura fortunatamente è ancora nutrito, diciamo che almeno se non altro da questo punto di vista siamo messi anche abbastanza bene. I numeri relativi agli inserimenti e comunque le novità che vengono fuori di anno in anno sono striminziti a dire poco. Questo è quello che abbiamo di nuovo anzi, adoperare il termine nuovo significherebbe avere una qualche novità vera e propria. In realtà si tratta di inserimenti, entrano all'interno del disciplinare vite 2 sostanze complessivamente: polisulfuro di calcio e il clomazone, un diserbante, quindi capite che non sono tra l'altro sostanze appena uscite, come dire, ecco, di cui appunto ammessi in bio ce n'è uno solo, che è il polisulfuro di calcio. Le estensioni di impiego più che altro ce ne sono 2 e riguardano essenzialmente la Boveria bassiana e quindi sono chiaramente entrambe ammesse in bio. Da un punto di vista, diciamo, complessivo, come dicevo prima, sono 95 le sostanze che noi abbiamo a disposizione nel nostro ventaglio di scelte, di cui peraltro 5 sono in revoca, nel corso del 2025 andranno a terminare. Di queste ne abbiamo 34 che sono ammesse in bio, e nello specchietto che vediamo sotto vediamo anche l'evoluzione di anno in anno di come si sta comportando. Da un punto di vista complessivo abbiamo perdita di sostanze attive progressivamente, vedete dal 2022-21 e avanti abbiamo una costante eliminazione di sostanze disponibili, abbiamo una crescita di quelle bio. Questa è una buona tendenza, ma la cosa principale, come accennavo all'inizio, è che l'aspetto principale è che la riduzione complessiva delle sostanze sottende anche a una limitazione ulteriore di gruppi di modalità di azione, che è questo il vero problema che ci troviamo davanti e che comincia a farsi sentire anche in viticoltura. Allora, per essere molto schematici e soprattutto per andare diritti al punto, tanto le novità, ripeto, non sono moltissime, la sostanza significativa è questa. Allora, il gruppo dei CMR è uscito il metinal, ovviamente prodotto azione, sostanza multisito di importanza notevole per quanto riguarda l'avvio della campagna di difesa. Soperiamo in che modo? Con quello che abbiamo di riserva, quindi il gruppo dei CMR di tianone-folpet, notoriamente multisito, e il fluatinam oligosito. Sono le uniche sostanze che in alternativa al rame ci consentono di portare a casa la campagna e di affiancare dovutamente tutte quelle sostanze più evolute da un punto di vista dei meccanismi di azione, ma che inevitabilmente hanno 1 o 2 massimo meccanismi di azione, quindi a forte rischio di, chi più chi meno naturalmente, a forte rischio di resistenza. Quindi i prodotti fondamentali li portiamo da 7 come erano lo scorso anno a 12. Sembra tanto? Diciamo che negli ultimi 2 anni, voi che ricorderete sicuramente, abbiamo avuto almeno 2 deroghe che sono state concesse per far fronte alla necessità stagionale.
per carità, 2023-2024 sono state 2 annate anche con una piovosità superiore e quindi come tale c'erano anche le effettive necessità di dover dare delle risposte. Però queste qui non sono più deroghe, cominciano a diventare costanze, diventano delle situazioni a richiamo continuo. Abbiamo preferito avere una disponibilità un po' superiore di mezzi multisito, in modo tale da far sì che con i 3-4 rameici possiamo portare a casa una campagna di 14-15 interventi, che ormai per la peronospora è la situazione normale, non l'eccezionale, ma il normale. Per quanto riguarda gli piretroidi e le piretrine, la novità non sta nel numero. 4 sono gli interventi che erano concessi a livello di gruppo lo scorso anno, tanto sono quelli di quest'anno, ma come ho accennato prima nella tabellina delle sostanze ammesse in biologico, le piretrine vengono a questo punto conteggiate nel gruppo dei piretroidi e delle piretrine. Quindi si conteggiano 4 interventi, comprese anche le piretrine. Per quanto riguarda tutte le altre, diciamo, gruppi di sostanze che sono quelle di maggior significato e peso da un punto di vista fitoiatrico, in particolare per quanto riguarda la peronospora e l'oidio, quindi i BE e fenilamidi, oltre che i Ka, non ci sono variazioni. Nel dettaglio, allora, per quanto riguarda le scoliosi, l'inserimento di quest'anno prevede la miscela di tianol più fosfonato. Questi 2 prodotti a questo fine vanno riportati in miscela, sono consentiti in questo modo. Per quanto riguarda la peronospora, l'esclusione del metalaxil è una volontà regionale. Sappiamo benissimo la funzionalità e l'importanza di una fenilamide di quel peso, tuttavia ARPAV ci segnala da anni che la molecola e i suoi metaboliti li ritroviamo nelle acque superficiali e anche profonde, per cui una volontà di limitazione regionale. Il metalaxil è una sostanza candidata alla sostituzione, era consentito un trattamento, abbiamo tolto anche quello. Il metalaxil M aveva la possibilità di fare 3 interventi al pari o assieme con il benalaxil, l'abbiamo ridotto a 2. Okay? Questa è una volontà di riduzione per necessità ambientali regionali. Per quanto riguarda le sostanze revocate, il dimetomorfo arriva fino al 20 di maggio, quindi gli ultimi impieghi, ammesso che ci sia ancora prodotto in circolazione, sarà consentito fino a quella data e appunto, come vi ho mostrato poco fa, le limitazioni di gruppo, i 12 interventi all'anno con ditiano, volpet e fluazina. Abbiamo anche peraltro inserito un intervento integrativo con i cimoxanidi, da 3 passiamo a 4. Okay? Questo per far fronte a queste necessità che in questo ultimo periodo si sono manifestate con continuità. Per quanto riguarda il Blecaro non c'è nessuna novità, botrite, mepanipirim e fenpirazamine escono, praticamente mepanipirim più o meno nello stesso periodo del dimetomorfo, fenpirazamina c'è tutto l'anno a disposizione, scadrà, diciamo, l'impiego, si può fare tutta la stagione, insomma, via. Per quanto riguarda l'oidio, come abbiamo visto prima, si tratta dell'inserimento del polisulfuro di calcio come unica novità relativamente a questa avversità e nulla più. Per quanto riguarda i parassiti animali, queste sono le variazioni. Altre cicaline e cocciniglie prevedono di nuovo l'inserimento della Boveria bassiana, nel primo caso contro Impoasca vitis e nel secondo contro Planococcus ficus e Pseudococcus comstocchi. C'è l'esclusione del piriproxifen contro le cocciniglie, anche questa una volontà regionale per problematiche di natura ambientale che stiamo ancora approfondendo, ma sul quale cominciamo ad avere ormai alcune certezze, quindi lo escludiamo per posizione presa a livello regionale. A livello di sostanze revocate abbiamo spinetoram e spirotetramato consentiti praticamente per tutta l'annata, ma questo è l'ultimo anno disponibile per esaurire le scorte di magazzino, e richiamo in fondo il gruppo, diciamo, dei 4 interventi piretroidi, piretrine di cui vi ho accennato un attimo fa. Rimane sempre
valida la circostanza per il quale i retroidi identificati come sostanze candidate alla sostituzione, quindi etofenprox, lambda-cialotrina ed esfenvalerate, vanno utilizzati un solo intervento in alternativa tra queste sostanze. Novità degli ultimi giorni, il cambio delle etichette dei prodotti a base di acetamiprid. La revisione europea condotta sugli limiti massimi di residuo ha portato a queste delle variazioni che in buona sostanza campo viticolo ha previsto che cosa? La riduzione da 2 a 1 intervento stagionale e un allungamento dei periodi di carenza. Per cui questo rientra da subito all'ultimo, ma rientra già nell'edizione di febbraio delle linee tecniche, e quindi è già contenuto. Massimo un intervento annuo con acetamiprid, ovviamente indipendentemente dalla resina. Non c'è null'altro. Per quanto riguarda il diserbo, l'inserimento del clomazone che è un diserbante, diciamo così, residuale, dicotiledoglicida e graminicida, e questa è l'unica varianza. Ricordo l'aspetto del glifosate, mi pare che adesso sia sufficientemente chiaro perché non possa essere frainteso, l'ho messo lì non perché sia una novità, è esattamente la stessa cosa dello scorso anno. Comunque mi raccomando, attenzione, perché anche gli AMPA si ritrovano a una certa frequenza nelle acque, quindi l'utilizzo e il rispetto, diciamo, di quelle che sono le indicazioni che sono riportate diventano particolarmente pressanti. Per quanto riguarda il carfentrazone, l'unica specifica non è di sostanza ma è di forma. Abbiamo riportato, come abbiamo fatto per il glifosate, la dose nel caso di impiego per diserbo, come diserbo e non come spollonante, la dose è specificata meglio, massimo 0,09 litri per ettaro di vigneto. Ok, solo questa che è pari ai 0,3 litri ettaro che trovate, che avete visto, diciamo così, riportato anche nel disciplinare dello scorso anno, che si riferiscono inevitabilmente, quando le leggete nell'etichetta, alla superficie disabbata e non alla superficie a bande come facciamo nel vigneto, logicamente. Allora, è cambiato che cosa? E questo è anche il motivo per il quale siamo arrivati un po' all'ultimo con le linee tecniche di quest'anno. ISMEA quest'anno ha messo a disposizione una piattaforma informatica nel quale tutte le regioni devono mettere dentro i dati, non nelle modalità precedenti dove ognuno più o meno si arrangiava con le sue attrezzature. C'è appunto una piattaforma, abbiamo dovuto inserire i dati all'interno di questa e inevitabilmente, come sempre succede alla prima edizione informatica, non c'è mai il programma che funziona proprio a pieno, per cui abbiamo avuto diversi problemi, ma fondamentalmente adesso utilizzeremo quello, verrà utilizzato da tutti, da tutte le regioni, e questo sarà un po' il formato. Non so se si veda, sostanzialmente le cose non mutano, sia chiaro, però credo che tutto sommato avremo il beneficio, se non altro, di vedere delle tabelle un pochettino più pulite e mi auguro anche più intelligibili, nel senso cioè più chiare proprio da un punto di vista della comprensione. Questo è l'auspicio, evidentemente. Per cui di nuovo, questo che segna, scusa, segna anche la posizione. No, volevo andare avanti, ecco, solo per segnare. Scusa, questo qua, grazie, scusa. Ecco, sì, non si vede niente. Vabbè, allora 1, 2, 3, 4, 5, la sesta e la settima colonna praticamente sono un po' riportano in sintesi quanto trovavamo sull'ultima colonna dei vincoli in precedenza, dove c'erano cioè massimo numero trattamenti per gruppo. Questo è una qualcosa che serve per chiarire, per essere un attimino più esprime la stessa cosa fondamentalmente, ma diciamo lo mette, credo, in modo più chiaro. Ecco. Per cui questa sarà l'impostazione che avremo appunto nelle linee. Non ho sentito prima, direttore, se oggi sono già confermate, diciamo, è confermata la pubblicazione del decreto, quindi le vedrete a brevissimo pubblicate. Allora, Fiorello, io potrei anche fermarmi qua se per le tempistiche eccetera, non ho nulla di nuovo da riportare, se non che da ricordare cose che abbiamo già visto in precedenza. Dimmi tu se i tempi consentono oppure no.
Scusa? Più avanti con questa. Ecco, allora sono due diapositive che ho mostrato già lo scorso anno e si tratta di fatto di quella che è la problematica connessa con le minori dosi che vengono impiegate in campo qualora si utilizzano macchine evolute, quindi macchine a recupero in particolare. Ma nel caso anche dell'utilizzo di prodotti che riportano solo ed esclusivamente la dose a etano sulla confezione, c'è il problema di doverla rispettare. Quindi per quanto riguarda l'SQNP è stata creata, diciamo così, una specifica contenuta nel decreto legge 66 del 2020 che dà una derogha a coloro che sono iscritti a SQNP in modo tale che possono fare quanto si fa normalmente, e cioè in buona sostanza utilizzare il principio della concentrazione, cioè grammi a ettolitro, nella prima parte stagionale, okay? E quindi essere a posto da questo punto di vista se viene utilizzato un prodotto così fatto, cioè in sostanza il prodotto da utilizzare deve riportare sia la concentrazione che anche la dose a superficie. Quelli che portano solamente la dose a superficie creano oggettivamente dei problemi. Non si può, nel senso, si può ritenere che la concentrazione possa essere ricavata perché è stata ipotizzata in questa maniera, l'abbiamo disegnata in questo modo, però per non andare incontro a delle sorprese scegliete il prodotto che riporta sia la concentrazione, sicuramente che riporta la concentrazione, quindi grammi o millilitri per ettolitro, questa è la cosa fondamentale. Se poi la riporta anche per ettaro, ok, ma scegliete questi prodotti per rientrare pienamente e senza alcuna opinione contraria all'interno delle disposizioni previste in deroga. Chiaramente questa situazione vale altrettanto per le macchine a recupero, per il quale ovviamente la sostanza, cioè la dose viene diminuita per ovvie ragioni visto che viene recuperata. Per quanto riguarda l'aspetto delle macchine e delle onoratrici, anche qua non abbiamo variazioni, rimane fermo il periodo dei 3 anni del controllo funzionale. Voglio sottolineare solamente che, essendo questo l'ultimo dei 5 anni consentiti, insomma chi aveva fatto l'ultimo controllo funzionale nel 2020, questo è l'ultimo anno per fare il controllo se non è già iscritto a SQNP, perché coloro che sono già iscritti a SQNP già dal 2024 è previsto che entro il primo anno si faccia la regolazione e affiancata alla regolazione ci deve essere il controllo funzionale. I due meccanismi, il controllo funzionale e la regolazione, devono marciare a pari passo, a braccetto. Quindi come tale questo è l'ultimo anno appunto per coloro che non si sono ancora iscritti fino a questo momento. Basta, io ho terminato qui e grazie intanto dell'attenzione. Se c'è qualche domanda rimango a disposizione oppure terminiamo qua, Fiorello. Sì, domande non ce ne sono, altrimenti usciamo dai tempi. Ringrazio naturalmente il dottor Carraro per il modo esaustivo con cui ha espresso quelle che sono le nuove linee e puntualizzando che sono un po' i ritocchi, diciamo, che sono stati causati così dalla ricerca e di quello che bisogna effettivamente attuare per mantenere meno impattante quello che è l'agroambiente. Allora adesso iniziamo un po' nel cuore dell'incontro e quindi iniziamo con le varie società. Inizierà ad Amà con Lorenzo Tolotti. Comunque voglio ricordare che anche le due società che non sono presenti in scaletta, che è Nufarm e Sicam, sono state escluse con un termine solo per un effetto temporale, cioè si sono iscritte fuori il tempo massimo, diciamo. Comunque ricordo che anche loro vogliono partecipare, saranno sicuramente presenti nella prossima annata. Lorenzo, te parli di Fossa Family, mi piace il termine perché forte per me la padrona, poco da fare, sì, se voglia o no, e mi sembra che lo terremo fino a cosa? Al 2039? Sì, ma non spoilerare troppo quello che io andrò a dire nella mia presentazione. Siccome il Format Family
così acchiappa, diciamo, ma è una cosa che ormai sappiamo tutti qua del settore, quello che è l'effetto Folpe, che è stato anche adesso ricordato da Carraro, sulla necessità di utilizzare questo prodotto, che ricordiamo un prodotto multisito, di cui pochi sono rimasti, quasi nulli. Quindi 10 minuti, mi raccomando, intanto si prepara anche Giorgio Storetti in modo così di avere, ecco, una sinergia nei vari passaggi di presentazioni. Ok, te Lorenzo. Ok, grazie innanzitutto Fiorello per questa opportunità. Sono onorato di iniziare questo slot dedicato alle aziende produttrici di agrofarmaci. Ritengo che sia un appuntamento molto importante sia per noi aziende per riportarvi le nostre novità e la nostra visione di difesa del vigneto, sia per chi sta dall'altra parte dello schermo per anticipare le scelte sulla migliore difesa fungicida da applicare per l'annata entrante. Io vi parlerò della Folpan Family, ovvero di tutti i formulati Folpet, base Folpet inseriti nel nostro catalogo e dedicati alla difesa della vite, e posso tranquillamente affermare che per Adamà Folpet è un elemento centrale nella difesa fungina della vite, per oggi e anche per il futuro, e vedremo, e adesso cercherò di spiegarvi anche il perché. Fatemi fare una breve retrospettiva su quella che è stata l'annata scorsa e vediamo che questo è un trend, come si anticipava prima, che avviene con una maggior frequenza negli ultimi anni. Quindi abbiamo davanti a noi delle primavere che partono in anticipo, con delle temperature medie superiori e con della piovosità elevata. Questo fa sì che da una parte vada ad incrementare la velocità della ripartenza vegetativa della pianta, quindi la foglia si sviluppa prima e anche la suscettibilità della pianta arriva prima. E per contro, l'annata 2024 ne è stata a testimonianza, l'elevata piovosità ha fatto sì che si maturassero anche le ospore e che quindi avvenisse per la prima volta in maniera così anticipata l'infezione primaria. Tutto questo correlato poi con l'andamento climatico 2025, quindi con le frequenti bagnature anche di notevole entità, ha messo a dura prova la tenuta delle nostre strategie di difesa, quindi fondamentale importanza secondo Adamà andare fin da subito ad impiegare dei principi attivi ad alta efficacia e ad alta capacità di protezione della pianta. Detto ciò, vado a riprendere un po' il concetto che è stato espresso prima dal dottor Sergio Carraro, quindi negli anni le molecole e le armi a disposizione per difendere la vite dalla peronospora sono sempre in continua diminuzione, ci vengono tagliate e quindi sappiamo che, ad esempio, quest'anno dovremmo fare a meno delle nostre strategie di difesa del Metira, che era un importante principio attivo. Per questo, in modo particolare, nel ventaglio dei prodotti multisito a disposizione per la difesa della vite, ritroviamo 3 principi attivi: Folpet, Ditiano e i prodotti rameggi. Ciascuno di essi ha una diversa capacità di difendere la pianta, quindi una diversa efficacia sia nei confronti di quella che noi riteniamo per la zona la patologia principale, quindi la peronospora, con una diversa persistenza ed efficacia d'azione, ma anche un'efficacia correlata a quelle che noi definiamo patologie secondarie, quali ad esempio le scoriosi, la botrite e il black rot. Ciascuno di questi principi attivi ha poi delle caratteristiche intrinseche e estrinseche, per cui ha una diversa miscibilità, una diversa selettività sulle cultivar sulle quali viene applicato ed infine una diversa resistenza al dilavamento, fattore da tenere molto in considerazione quando si va a scegliere il prodotto da applicare in campo. Vediamo qui velocemente come sono cambiati i disciplinari di produzione. Qui il dottor Sergio Carraro l'ha spiegato molto egregiamente prima. Vediamo che il gruppo Ditiano Folpe negli anni è andato aumentando. Questo per sopperire alla mancanza degli altri principi attivi che sono usciti di scena, e quindi siamo passati dal 2021 con la possibilità di applicare fino a un massimo di 4 Folpe nella nostra strategia di difesa, secondo i disciplinari di produzione, fino al 2024 in cui a inizio anno erano consentiti 7 trattamenti con Folpet e Ditiano nel gruppo, e poi abbiamo dovuto ricorrere a 2 ulteriori trattamenti visto appunto le avverse condizioni mediche. Penso che per quest'anno abbiamo raggiunto, grazie appunto anche alla collaborazione del fitosanitario piuttosto che delle associazioni dei produttori, un buon compromesso, e quindi partiamo con la possibilità di applicare 12 trattamenti di Folpet durante la prossima annata.
Ho una buona notizia che è arrivata durante lo scorso anno, durante la seconda parte della scorsa stagione, ovvero il rinnovo della sostanza attiva Folpet. Questo è un obiettivo molto importante per noi ad AMA, perché possiamo dare certezza ai viticoltori e a chi andrà a applicare il prodotto che per i prossimi 15 anni potranno puntare su questo importante principio attivo per la difesa, in modo particolare della peronospora. Perché Folpet è importante e ha questa centralità all'interno della difesa antiperonosporica e fungina della vite? Assolutamente, perché ha una conclamata e riconosciuta efficacia nei confronti del patogeno, in modo particolare della peronospora, ma anche perché è un multisito, quindi è un prodotto a supporto di tutte quelle nuove molecole, anche quelle di ultima entrata, che essendo monosito sono molto suscettibili ai cali di efficacia e all'insorgenza di fenomeni di resistenza. Quindi sappiamo che applicando Folpet in partner con i monosito riusciamo anche a tutelare queste molecole. Altra importantissima caratteristica del nostro principio attivo è quella di essere molto affine alle cere, quindi questa sua proprietà chimico-fisica del prodotto, legata alla bassa solubilità in acqua, fa sì che il prodotto sia molto adesivo nei confronti della foglia, nei confronti del grappolo e meno sottoposto a quelli che sono i fenomeni di lavamento che occorrono quando vi sono le piogge durante la stagione. Quindi ottima affidabilità legata e dovuta alla resistenza di lavamento di questa molecola. Quali sono i formulati che compongono questa famosa Folpan Family di ADAMA? Abbiamo 3 formulati, abbiamo il formulato straight, ovvero il Folpan 80 mg, formulato in purezza con 800 g/kg di principio attivo, registrato nei confronti di peronospora, escoriosi e black rot, che ci dà anche un effetto collaterale nei confronti della botrite, e poi abbiamo i 2 formulati in miscela, che vanno a sfruttare ed a utilizzare sia la modalità d'azione di copertura del Folpet e la vanno ad abbinare con 2 principi attivi di tipo sistemico. Folpan Gold miscela Folpet e metalaxilemme, Folpet e metalaxilemme in formulazione originale e esclusiva di ADAMA, ovvero formulazione in pepite che ci permette una massima biodisponibilità dei 2 principi attivi, quindi una maggior perdurata d'azione, una maggior perdurata di copertura. E l'ultimo entrato, ovvero Folpan Energy, miscela liquida tecnologica col formulato Folpet e fosfonato di potassio in miscela ad alta concentrazione. È un prodotto che abbiamo introdotto durante la scorsa campagna per la prima volta, quindi è una novità per noi dell'AMA, ed è un prodotto che nello scorso anno ci ha dato buoni feedback di tenuta anche in condizioni estreme, anche in condizioni veramente difficili come quelle del 2024. Andiamo ad esaminare quella che è l'etichetta di Folpan Energy, perché durante la scorsa annata abbiamo avuto dei miglioramenti dell'etichetta, quindi abbiamo avuto l'introduzione di 2 nuovi patogeni target, quindi non è più un effetto collaterale ma un effetto in etichetta relativo all'efficacia nei confronti di escoriosi e black rot del prodotto. Abbiamo poi ottenuto nei confronti della peronospora una forchetta d'utilizzo che va da 300 a 400 ml ettolitro, con dose massima 4 litri ettaro, e questo ci permette di andare a modulare a seconda delle previsioni meteo, piuttosto che della stagionalità, piuttosto che della fase fenologica, il corretto dosaggio senza andare a sprecare principio attivo ed essendo anche sostenibile economicamente. Quindi abbiamo 5 applicazioni anno di prodotto con un intervallo di 28 giorni di carenza. Su cosa basa la propria efficacia Folpan Energy? Sull'attività dei 2 principi attivi diversi, quindi l'attività di contatto del Folpet che si va a legare alle cere, che è molto resistente al dilavamento e che quindi crea una barriera contro l'entrata del patogeno, e l'attività sistemica del fosfonato di potassio che agendo dall'interno della pianta va a diffondere la difesa in via sistemica, quindi in maniera acropeta e basipeta, e quindi va a prolungare anche la difesa di quelli che sono gli organi in nuova formazione, le folioline che si generano in epoca successiva a quella del trattamento. Questo ci ha permesso durante l'anno di ottenere e di fare veramente la differenza in termini di efficacia nella difesa. Come andiamo a posizionare la Folpan Family all'interno di una strategia di difesa nei confronti della peronospora? Quindi partiamo sin dall'inizio della strategia della difesa inserendo i prodotti a base Folpet, in modo particolare Folpet
80 UDG che poi andiamo a addizionare con prodotti citotrofici piuttosto che prodotti sistemici in miscela estemporanea, e poi ci affidiamo invece alle 2 miscele ready to use, quindi pronte all'uso, nelle fasi di maggior sensibilità al patogeno, ovvero tra la fioritura e la legagione, quindi la formazione del grano. Questo ci permette di andare a controllare e a bloccare ogni possibile infezione per questo importante patogeno. Vado veloce con l'esperienza in campo, riporto una prova fatta durante lo scorso anno, una prova di strategia in cui a Verona abbiamo utilizzato la strategia con la Folban Family messa a confronto con una strategia standard in cui siamo andati a alternare Methiram di Metomorph e nel periodo della fioritura la miscela Dithium più fosfonato di potassio. Siamo andati a eseguire i trattamenti a turno fisso in una stagione molto complicata, quindi abbiamo diverse piogge, diverse bagnature. Vediamo che trattando a turno fisso non siamo andati nel periodo ideale per ottenere un'ottima copertura, ma in questo modo siamo potuti andare a valutare, a tirare un pochino l'efficacia delle 2 strategie. Le immagini in campo danno un testimone a un trattato già completamente colpito e distrutto ai primi di giugno, quindi immagini veramente forti a testimonianza dell'annata scorsa. Invece per contro i risultati di efficacia rispetto al testimone non trattato determinano e fanno vedere appunto un'ottima strategia, un'ottima tenuta sia nei confronti dell'efficacia su foglia che sul grappolo rispetto a quel che è il testimone non trattato e la linea standard. Prova svolta con Folpe nei confronti delle scoriosi, anche qui mettendo a confronto Folpet con quello che era uno dei principi nella difesa delle scoriosi, vediamo appunto quanto il prodotto riesca a contenere la malattia e a garantire la sanità dei tralci. Chiudo con questi punti, con queste pillole a conferma di quanto detto prima, quindi perché affidarsi alla Folban Family? Perché il prodotto ha un'ottima e riconosciuta attività nei confronti della peronospora, ma anche un'attività che è specifica nei confronti di scoriosi e black rot e un'attività collaterale nei confronti della botrite. È uno strumento ottimo per la gestione delle resistenze, riesce ad aderire bene a legarsi alle cere, quindi è sottoposto poco al dilavamento, è inserito bene nelle guide nazionali e regionali e ha un ottimo profilo residuale e di import tolerance che lo rendono appunto e rendono i vini prodotti esportabili. Io vi ringrazio gli organizzatori e passo la parola a chi viene. Grazie mille. Allora abbiamo il dottor Giorgio Soretti, adesso in entri per la base, vediamo un po' come si presenterà, che cosa presenterà Energy System, che non è proprio una novità, che però andiamo a vedere un po' cosa avete fatto di nuovo, che posizionamento quant'altro. Mi raccomando 10 minuti, io vi avviso all'ultimo minuto dopo proprio. Grazie. Grazie Fiorello per la parola. Sì, Energy System non è una novità, ma oggi vediamo delle nuove acquisizioni sul meccanismo d'azione della metoctramina. Dove agisce la metoctramina? La metoctramina lavora sul complesso 3 della catena respiratoria, per cui va ad alterare quello che è il flusso di elettroni all'interno del fungo. Qual è la novità? Che recentemente è stato osservato che il principio attivo riesce a lavorare su 2 punti del chinone, quindi il prodotto si contraddistingue per avere una maggiore efficacia rispetto ai classici monosito che riescono a lavorare invece solamente su un sito del chinone, quindi tendenzialmente lavorano solamente o esternamente o internamente al chinone. La metoctramina riesce a lavorare su entrambi i siti, sia internamente che esternamente. Questo ha portato quindi a una nuova definizione della molecola come appunto QIOSI, quindi inibitore appunto del chinone internamente ed esternamente. Ed è per questo che il FRAC ha classificato la molecola in un sottogruppo a parte all'interno del gruppo C. Quindi come detto, lavora sulla respirazione, ma ha un sottogruppo a parte che contraddistingue proprio questa peculiarità d'azione. Questo non deve trarci inganno sulla
efficacia del prodotto e sulla strategia antiresistenza, per cui non è un prodotto multisito, ne abbiamo parlato prima, ne ha parlato il dottor Carraro dell'importanza del multisito, quindi va affiancato sempre ad un partner. Da qui nasce il nuovo formulato Energy System che è stato registrato ad ottobre, quindi trova le caratteristiche della metoctradina affiancate a quelle del fosfonato di potassio, per cui la capacità di ametoctradina di legarsi in maniera molto forte alle cere, con la sua abilità cerodinamica, abbinate appunto alla sistemia del fosfonato di potassio, in una formulazione acquosa che quindi ci garantisce anche una facilità di utilizzo e di miscibilità. In questo caso abbiamo voluto riportare i dati legati all'efficacia della molecola e del prodotto sia sulla foglia che sul grappolo. Vedete che abbiamo paragonato l'efficacia del fosfonato da solo, della metoctradina da sola e della miscela, e quello che si vede bene dal grafico è che la metoctradina ha un'ottima capacità di legarsi alle cere, per questo l'efficacia è molto alta anche quando la molecola lavora da sola sul grappolo. Con l'aggiunta del fosfonato noi riusciamo ad avere una maggiore efficacia anche sulla foglia e sulla vegetazione, proprio perché appunto il fosfonato ha questa azione sistemica. Da qui anche il fatto che il prodotto è registrato non solo sulla vite ma anche sulle orticole, per cui un'importanza anche dal punto di vista del formulato come possibilità di azione. In etichetta troviamo un dosaggio variabile che si ricollega con quello che diceva il dottor Carraro, quindi la possibilità di utilizzare un dosaggio minimo di 2,5 e un dosaggio massimo di 4,2 litri per ettaro per un numero massimo di 2 interventi per anno. Nella pratica il consiglio applicativo prevede comunque di non scendere mai sotto i 3 litri per ettaro quando applichiamo il prodotto nelle fasi di prefioritura. In funzione poi dello sviluppo vegetativo andiamo a modulare i dosaggi passando a 3,5 litri nelle fasi di fioritura e legagione, per poi passare a 4 litri nelle fasi di acido pepe in avanti. Come detto, questo è un'indicazione perché possiamo poi effettuare 2 applicazioni, quindi la scelta chiaramente sarà tra 2 di queste 3 fasi applicative. Quindi il prodotto si contraddistingue per avere una completezza d'azione legata sia alla sistemia che alla cerodinamicità dei 2 principi attivi, un'ottima resistenza al dilavamento e soprattutto anche un ottimo profilo regolatorio, non essendo né un CRM né un candidato alla sostituzione, per cui anche un ottimo profilo ecotossicologico. Qui vi mostriamo un'attività che abbiamo svolto quest'anno con il centro di saggio Sagera a Casazza della Delizia, dove abbiamo voluto effettuare una prova di semi-efficacia di Evita, quindi di Itianon, confrontato con un prodotto a 2 vie, quindi un CA più Folpet, e Savirastar, quindi Benalaxilem più Folpet. Infine abbiamo utilizzato una strategia completa bassi. Come vedete, la prova di semi-efficacia ha previsto 6 interventi per le tesi 2, 3 e 4 uguali, per poi passare dal 27 maggio a una strategia comune, dove abbiamo utilizzato appunto 3 energy. Questo perché in etichetta per Energy System ne possiamo effettuare 2, ma abbiamo 3 ametoctradine massime nell'anno. Vi faccio notare un aspetto, cioè la possibilità di utilizzare in vita dosaggi variabili nelle prime fasi, quindi quello che accennava poco fa il dottor Carraro, e sull'impiego dell'Energy vedete la necessità comunque di avere sempre al suo fianco un partner a diverso meccanismo d'azione. Che cosa ci hanno detto questi dati? Che la stagione è stata estremamente sfidante e piovosa. Vedete che dal 15 marzo all'8 luglio abbiamo avuto 550 mm di pioggia e in questo grafico vedete anche dove abbiamo posizionato i trattamenti rispetto alle piovosità. I risultati ci hanno detto che il testimone non trattato è stato fondamentalmente disintegrato al termine della stagione e abbiamo avuto un'incidenza della malattia sulla foglia superiore al 90%, sul grappolo siamo arrivati al 100%. Come hanno performato però le tesi messe in esame?
Le tesi hanno performato molto bene, evidenziando l'efficacia dell'Envita e la robustezza del formulato, che quindi è assolutamente paragonabile a un prodotto a 2 vie, e vedete che anche la tesi con Savirastar ci ha dato una buona efficacia. Ovviamente la linea completa BASF ha dato un risultato eccezionale proprio dovuto all'alternanza di tutti i prodotti a nostra disposizione. Da qui la difesa della vita contro la permoscolo per BASF si organizza utilizzando l'Envita nelle prime fasi e quindi potendo utilizzare anche il dosaggio variabile del formulato per poi passare all'impiego di Dylan Pro, quindi diterano più fosfonato nelle fasi delicate della prefioritura, utilizzando poi l'Energy System nelle fasi che vanno dalla fioritura in avanti proprio per la capacità cerodinamica del prodotto e eventualmente tornare ad utilizzare nuovamente il diterano nelle fasi più avanzate, anche grazie all'ottimo profilo regolatorio della molecola che non dà nessun problema a livello residuale nei mosti e nei vini. Ovviamente c'è anche la possibilità di utilizzare il terzo trattamento a base Energy, quindi Energy SC a metoctralina in purezza, ovviamente con un partner, sempre per dare un'ottima protezione del grappolo. Io vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola ai miei colleghi. Bravissimo, anche perché ci fai guadagnare 2 minuti, eccezionale, bravissimo. Poi prendo dopo, sapete non sei. C'è un riconoscimento che riesco a fare in tempi brevi. Marco Grandin, allora, una vecchia conoscenza di Baie, togliamo conoscenza, lasciamo vecchie, ok? Quindi ci parlerà di Vinity, quindi a te la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, la mia relazione riguarda appunto Vinity, che è una nuova soluzione per quanto riguarda la gestione dei lipidotteri della vite, in particolar modo della Lobesia botrana. Vinity è un marchio che raggruppa 2 famiglie di prodotti. Abbiamo la famiglia della Trachenchire, sono queste trappole che contengono il feromone e attraggono l'insetto all'interno di un insetticida. Ma oggi noi ci concentriamo su Vinity Proplex, in particolar modo Vinity Lobesia. Si tratta di una nuova soluzione nella gestione appunto della confusione sessuale in viticoltura per la gestione lipidottica. Abbiamo anche Vinity tuta, Vinity grafolita e Vinity cidia molesta per quanto riguarda il pesco. Concentriamoci però per quanto riguarda Vinity Lobesia Proplex. Si tratta di una novità in che termini? Questa nuova soluzione per la confusione sessuale appunto è costituita da una sostanza, un formulato che è contenuto all'interno di sacche, le quali attraverso un'attrezzatura adeguata vengono distribuite sul vigneto. Comunque poi vediamo in seguito di cosa si tratta. 2 cose importanti, appunto questo è il feromone. Dobbiamo distribuire appunto 4 sacche per ettaro, ogni sacca pesa circa 312 grammi e la cosa più importante è che questo gel che è all'interno di queste sacche deve essere distribuito con circa 500 spot per ettaro, che sono appunto delle gocce di prodotto che vengono distribuite, vengono poste sopra il cordone. Andiamo avanti con questa tecnologia in sostanza. Qui vedete nel dettaglio di cosa si tratta. Quindi il formulato di questa nuova sistema di gestione della tignoretta, quindi parliamo solo di Lobesia botrana, è appunto formulato in gel, contenuto in sacche. Le sacche vengono inserite in questa pistola tipo quella del silicone e noi camminando lungo i filari del vigneto distribuiamo questi spot, queste medaglie di prodotto del peso di circa 3 grammi circa. L'importante appunto è mantenere la dose ettaro del chilo e 3 di gel e distribuito in circa 500 gocce. L'ormone della confusione sessuale è appunto inserito in un polimero naturale di origine biologica. Questo polimero che contiene
ingloba il feromone, rilascia il feromone stesso man mano che il polino si disidrata. Quindi c'è una disidratazione e il feromone si diffonde all'interno del vigneto. Per quanto riguarda l'applicazione, allora, questa soluzione ha un'applicazione che deve essere, diciamo, realizzata quando abbiamo l'inizio del primo volo, quindi andremo generalmente verso i primi di aprile, e la tenuta appunto di Lobesia Pro-Press dei vigneti è di circa 6 mesi. Quindi noi applichiamo questi spot, queste gocce all'inizio della stagione, e per tutta la stagione siamo coperti nella gestione appunto della Lobesia. Alcune note di carattere pratico per quanto riguarda l'applicazione. Allora, siccome questo è un gel che appena posto sopra il cordone tende a solidificare, però la consistenza rimane cerosa, non è che diventa solido, dobbiamo avere l'accortezza di evitare diciamo, l'applicazione prima di magari siano previste delle piogge. Quindi entro le 3 ore non deve essere nessuna pioggia, dalle 3 alle 24 ore al massimo delle piogge deboli. Se sono previste delle piogge importanti, non applicare Lobesia Pro-Press e aspettare che il tempo si stabilizzi, e comunque evitare i trattamenti per circa 3 ore dopo l'applicazione. Questo è un po' il dettaglio di come vengono applicate queste gocce di prodotto sul cordone. È di colore viola e noi appunto dobbiamo cercare di applicarle nella parte piana del cordone, riparato un po' dal sole, e quindi insomma fare in modo che la goccia abbia un posizionamento che sia possibile mantenere appunto il più verticale possibile, in modo tale che la goccia non si stacchi, eccetera. Per quanto riguarda l'applicazione dal punto di vista del numero di gocce, allora noi parliamo appunto di 1,3 kg circa di prodotto per ettaro, e deve essere distribuito con 500 gocce. La distribuzione all'interno del vigneto deve essere fatta con una logica che poi insomma darò io eventualmente il supporto. Comunque l'importante è che ai lati ci sia un incremento della concentrazione di gocce, e quindi diciamo un cosiddetto rinforzo, e poi all'interno c'è la distribuzione. La distribuzione, cioè quante gocce, ogni quanti ceppi devo mettere una goccia, dipende appunto dalla densità dell'impianto. C'è una formula, banalissima formula matematica, invece ogni 3 litri, 4 litri, 10 litri, eccetera, in modo tale che rispetto appunto il numero di 500 gocce per ettaro. Questo è un po' il dettaglio dell'attrezzatura. La sacca viene inserita all'interno di questa diciamo, distributore, che è appunto paragonabile a quello che usiamo per distribuire il silicone. Inseriamo la sacca e iniziamo la distribuzione. Questo è un po' il dettaglio di come si presenta la goccia nel corso della stagione, dal momento in cui la applichiamo fino alla fine della stagione stessa. Vedete che la tenuta è abbastanza buona, naturalmente a causa della velocità, delle intemperie eccetera, la goccia naturalmente nel tempo tende ad esaurirsi, però qui abbiamo anche un grafico che dimostra appunto come l'andamento della tenuta della goccia in relazione alla piovosità e alle temperature. Dicevo prima, la tecnologia che sta alla base della Divinity Pro-Press è proprio questa tecnologia legata a questo polimero di origine naturale che appunto ingloba l'ormone, e nel momento in cui io pongo la goccia nel ceppo del vigneto ho l'inizio della disidratazione della goccia stessa e l'ormone inizia a diffondersi. Quindi è proprio una questione di carattere fisico legata appunto alla disidratazione della goccia che mi permette appunto la diffusione dell'ormone. Io ho concluso e vi ringrazio. Grazie. Grazie Marco, anche te per il tempo, sei rimasto dentro ottimamente nel tempo che era dovuto. Allora passiamo dalle lentignole alla cucciniglia adesso con il dottor Stefano Foschi, CVC Europe
per BioGuard e vediamo un po' le novità che ci propone la sua società. Buongiorno a tutti, intanto oggi mi presento come CDC Europe, ma magari in sala o da casa diverse persone mi conoscono come Stefano Foschi di Bioplanet. Voi saprete che dal 2023 siamo diventati un'unica azienda e quindi conseguentemente oggi sono qui in questa nuova veste. Cocciniglia, io sono qui a parlarvi di esperienze di lotta alla cocciniglia che noi facciamo dal 2014, che ci hanno portato a fare negli ultimi anni a coprire delle superfici solo sul territorio nazionale superiore dai 4 ai 5.000 ettari, quindi parliamo di un lavoro importante che stiamo facendo, e non parlo di cocciniglia ma di cocciniglie, perché se da un lato abbiamo un Planococcus ficus che noi combattiamo dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige, uva da vino e uva da tavola, ci ritroviamo negli ultimi anni una fortissima presenza di Pseudococcus comstock, in particolar modo in Emilia Romagna e in alcune aree dell'Emilia, dove addirittura questo qui non solo è ugualmente presente, ma è addirittura prevalente rispetto al Planococcus ficus, e questo chiaramente deve indirizzare molto le strategie di difesa, e a noi fa anche gioco perché, come ormai ampiamente dimostrato da diverse prove dell'Università di Pisa, dell'Università di Bologna e via di campo, i nostri insetti lavorano in maniera non significativamente diversa sia sull'una che sull'altra. Fatta questa premessa, queste sono situazioni per noi ormai abbastanza comuni che abbiamo visto negli anni nelle diverse regioni. La lotta noi la impostiamo su due insetti, un parassitoide, Anagyrus vladimiri, e un predatore, Cryptolemus montrozieri, ma fondamentalmente, e oggi col tempo che mi è concesso parlerò quasi esclusivamente di Anagyrus vladimiri. Troverete parecchi lavori o parecchie proposte anche tecniche e commerciali negli anni di Anagyrus pseudococci, poi troverete Anagyrus nera pseudococci, poi troverete Anagyrus vladimiri, è sempre lui, semplicemente oggi siamo arrivati a una classificazione sistematica definitiva di quello che si trova naturalmente in campo e di quello che viene rilasciato dalle fabbriche. Si tratta di un iminottero endoparassitoide, cioè un insetto che uccide la cocciniglia facendo il suo uovo proprio all'interno delle forme giovanili di cocciniglia. Qui vediamo nella foto alta una femmina e nella foto bassa un maschio, perché comunque c'è un evidente dimorfismo sessuale. È un insettino di un paio di millimetri che conclude il suo ciclo da uovo ad adulto in condizioni ottimali, parliamo di 25-26 gradi, in appena 15-18 giorni, quindi è molto molto rapido nel suo sviluppo e nella sua capacità anche di colonizzazione del territorio in cui viene differenziato. Ha anche un range di attività piuttosto ampio, vedete che gli adulti già a 13 gradi sono attivi e sono in grado di parasitizzare attivamente le cocciniglie. E un'altra cosa che mi preme sempre sottolineare è depone sulle neanche di seconda e terza età e sulle femmine che non hanno ancora fatto l'ovisacro. Tutte situazioni che vedremo nel periodo primaverile sono ampiamente presenti soprattutto invece nella vite. E ho già anticipato qualcosa relativamente all'epoca di introduzione. Tasso di moltiplicazione, in laboratorio, in fabbrica abbiamo tassi di moltiplicazione molto alti che superano il 40 per, è ovvio che in campo possiamo ragionevolmente stimare almeno un 10 per, che vuol dire che se io metto 1000 femmine nell'arco di 15-18 giorni, ragionevolmente ne ho deduplicato la presenza degli insetti in maniera abbastanza rapida. Ecco, queste sono forme parassitizzate. Inizialmente le forme parassitizzate diventano immobili, muoiono, tendono a gonfiarsi e a volte si nota anche il segno scuro che è relativo alla puntura di olio di posizione. Mentre invece quando l'insetto ha terminato il suo ciclo di sviluppo all'interno della cocciniglia parassitizzata, se ne esce un nuovo adulto attraverso quel foro di sfarfallamento circolare che è ben identificabile anche da parte dei tecnici. Come lo introduciamo? La linea di Bioplanet, oggi BioGuard, sposata anche da tutti i miei colleghi di BioGuard, è noi introduciamo l'insetto sotto forma adulta e ci sono dei motivi tecnici ben precisi che noi ribadiamo e difendiamo. Perché? Intanto abbiamo 3 momenti di intervento. Possiamo intervenire in una primavera precoce, possiamo intervenire in piena estate, possiamo intervenire anche a fine stagione, e quello lo approfondirò dopo nel poco tempo che mi rimarrà alla fine. Per quanto riguarda invece perché e quanti, mettiamo dai 1500 a 2000 adulti per stagione in uno o più introduzioni, secondo gli schemi che vi ho prima in qualche maniera preannunciato. Perché lanciamo adulti? 1500-2000 individui sono pochissimi,
io non posso permettermi di avere nessun dubbio sul fatto che tutto quello che vi ho mandato è attivo e lavora immediatamente in campo. E quando noi mandiamo un materiale come tutti, io parto dal concetto che qualsiasi biofabbrica vi manda un materiale qualitativamente ottimo, ma lo mettiamo in mano ai corrieri, lo mettiamo in mano ai magazzinieri, arriva poi dagli agricoltori, e tutto lo stress che subisce l'insetto, che sia avuto o che sia in altra forma, purtroppo può capitare che lo subisce e porta a un decadimento qualitativo. Con l'adulto, perlomeno, quando vi arriva, li vedete, se sono vivi, belli e vegeti molto attivi, chiaramente avete più certezze. Altra cosa, sono femmine sicuramente già fecondate che nel momento in cui apre il barattolo vanno immediatamente a parasitizzare. E questo è fondamentale per inserirci nel quadro fitoiatrico della vite, che è già abbastanza complesso per quanto riguarda poi i trattamenti processuali. Preciserò meglio che questo. E le formiche, voi sapete che le formiche difendono le cocciniglie e ostacolano l'attività dei parassitori. Se è un adulto, la formica lo ostacolerà, ma l'adulto si sposta e andrà da un'altra parte, fondamentalmente, soprattutto su cocciniglie isolate, mentre invece le formiche tendono a difendere soprattutto le colonie di cocciniglia. Ecco, in una forma di mummia o comunque non mobile, chiaramente è più soggetta a un disturbo da parte delle formiche. Vado direttamente, scusate se corro un po', ma questo è uno schema, graficamente non è bellissimo, però vi espone, cioè vi dà un'idea di come noi andremo a introdurre l'insetto utile. Io ho detto un'introduzione veloce primaverile, perché? A primaverile per me vuol dire metà aprile, 20 aprile, massimo la prima settimana di maggio. Lì i Lilium Asinus trovano nei anni di seconda e di terza età sicuramente disponibili, sotto corteccia, ma loro le trovano, le vanno a parasitizzare e sono in grado di fare almeno una generazione o comunque di creare una popolazione molto meno soggetta e soprattutto una popolazione più elevata e molto meno soggetta a eventuali disturbi dai trattamenti che andate a fare con lo scopo. Dopodiché c'è la possibilità di fare un reintegro dopo i trattamenti con lo scafoideo, dove noi possiamo inserire anche il Cryptolemus motoxieri come predatore, e poi c'è un'altra finestra che a noi piace tantissimo, che è quella di fine stagione, dove praticamente abbiamo smesso di fare i trattamenti chimici sulla vite, abbiamo degli autunni lunghi prima che arrivi l'inverno e l'insetto smetta di lavorare, ci passano diverse settimane durante le quali l'insetto può sicuramente creare una popolazione molto forte, abbassando la cocciniglia sul momento, ma soprattutto garantendo anche una ripartenza dell'insetto utile molto più alta nella primavera successiva. Non parlo del Cryptolemo, ma vado direttamente a una conclusione. Volevo prendere il premio, ma non ce la faccio, il premio di chi fa prima. L'uso degli insetti utili si sposa benissimo con la confusione sessuale, perché comunque non si ostacolano, anzi l'insetto utile va a coprire dei buchi temporali che chiaramente la confusione sessuale della cocciniglia lascia, perché in primavera, come dicevo, va a parasitizzare neanidi che derivano dalle femmine svernanti e che quindi quelle neanidi risentiranno degli effetti della confusione solo successivamente quando avranno completato il loro sviluppo. Intanto l'insetto invece li parasitizza attivamente. Io mi fermo. Grazie. Grazie anche lei per il tempo. Torniamo ai funticidi con il dottor Roberto Barotti della Certis Belgin con un prodotto fungicida biochimico, il ProBlad. Adesso vediamo un po' come funziona. Sì, ProBlad è un pochino una novità sia per le sue caratteristiche intrinseche, per dove deriva e per quello che riesce a fare. È adatto anche per il biocontrollo e soprattutto riesce a controllare uno spettro di patogeni della vite interessante anche in evoluzione. Che cos'è questo nuovo ritrovato? È un fungicida formulato di origine naturale ed è uno dei pochi classificato a basso rischio. È un estratto acquoso di semi germinati di lupino bianco, la cui componente attiva ha un acronimo che è BLAD e che adesso vedremo. È formulato in un concentrato solubile, formulato naturalmente senza processi chimici, e per questo è anche classificabile come prodotto biologico. È attivo su, come dicevo, su una serie di patogeni sia della vite che di altre colture. Per la vite sono interessanti per ora
la botrytis e l'oidio, e stiamo facendo ulteriori studi perché la registrazione è arrivata molto rapidamente per molte colture e le proprietà del prodotto indicano che è attivo anche su molti altri patogeni. È autorizzato in agricoltura biologica. Rapidamente da dove deriva, è una cosa molto particolare, questo deriva dal catabolismo di una proteina di riserva che è contenuta all'interno dei semi del lupino, che durante la germinazione appunto produce questo polipeptide che si è visto ha un'attività fungicida molto molto forte. Nella formulazione ci sono appunto dei coformulanti che determinano anche una sua buona resistenza agli agenti esterni, che sono il calore e il raggio V, e anche una discreta resistenza al dilattamento. È presente solo purtroppo nei semi di lupino dolce, quindi questo lo relega un po' solo a questa coltura. Come agisce? Dicevo prima, ha un'attività multisito, per la sua grande affinità ai tessuti vegetali riesce a penetrare bene sia la parete cellulare che la membrana cellulare delle cellule fungine e va a interferire su numerosi processi, sia all'interno del mitocondrio che del citoplasma, e soprattutto va anche a interferire sui cationi bivalenti presenti all'interno della cellula, legandosi ad essi e non rendendoli disponibili anche per i processi enzimatici che governano molte delle attività metaboliche della cellula fungina. E quindi questo provoca alterazioni del metabolismo molto importanti che portano attraverso stress ossidativi alla morte della cellula progressivamente. Dicevo prima, è registrato su numerose colture per il fatto di essere considerato una molecola a basso impatto. Noi intendevamo come registrazione soltanto la vite in prima battuta e la fragola, invece ci sono stati concessi anche numerosi altri impieghi. A noi ora interessano quelli sulla vite, per cui è omologato su botrite e su oidio. C'è una forchetta di applicazione che è un pochino più alta per l'impiego sulla vite, di 3 litri e 2 ad ettaro. Sono concessi un numero massimo di trattamenti di 6 per anno e l'intervallo tra i trattamenti di 7 giorni. Va aggiunto che non ha residuo ammesso fissato e non ha anche problemi di giorni di carenza dopo l'applicazione. Dove si posiziona? Chiaramente per botrite e per oidio ha una finestra di applicazione abbastanza ampia. Noi lo consigliamo, essendo in etichetta ammessi 6 applicazioni, lo possiamo applicare sia dalla fase di fine fioritura per la botrite fino ad un intervallo anche ampio che va molto vicino anche all'applicazione, appunto perché non ha residuo e non ha giorni di carenza previsti, e quindi volendo per le infezioni molto tardive si può andare ad applicare anche molto vicino alla raccolta. Per l'oidio vedete il dosaggio un po' più basso che abbiamo messo a punto, e anche qui si può intervenire dalla fase di fioritura fino al momento in cui il grano è ancora sensibile alla malattia, quindi si va fino a prechiusura o invaiatura. Qui alcune esperienze rapidamente, alcune esperienze fatte negli anni scorsi nei confronti della botrite. Qui abbiamo scelto chiaramente per mettere a punto il prodotto e per testarlo anche su valori assoluti nelle condizioni abbastanza difficili. Vedete qui una prova svolta in provincia di Cuneo su una varietà molto sensibile. Il non trattato aveva al momento del rilievo un livello di diffusione del 90%, quindi il prodotto è stato testato da solo a confronto con un altro standard biologico e in miscela con standard chimici. Vediamo che insomma nell'intervallo di 3 applicazioni, di cui la prima in fioritura e le altre 2 durante prechiusura e invaiatura, il prodotto ha dato una riduzione della malattia molto molto significativa anche in condizioni così difficili. Qui un'altra prova sempre in Piemonte su Moscato,
si vede che chiaramente intervenendo da questa fase sicuramente la combinazione con isofenamide e nella fase di perchiusura e 2 applicazioni successive hanno dato un contenimento molto importante della malattia. Qui è un'esperienza interessante che abbiamo potuto svolgere sempre in questa prova, che è relativa al marciume acido. Vediamo che rispetto al test che aveva un livello di infezione molto elevata, la combinazione di Kenja e Brolad, sempre con un calendario di 3 trattamenti, ha dato un contenimento del circa il 40-45% della malattia, che è sicuramente significativo e anche confrontabile con lo standard chimico con 3 interventi, e sicuramente una situazione molto interessante. Qui 2 esperienze su Elio, questa in provincia di Pescara, dove si metteva appunto il dosaggio. Vedete che tra i 2 litri e i 3 litri e 2 non c'è differenza significativa, quindi il prodotto si può applicare su Elio a 2 litri in maniera comprovata. Sono a confronto 3 strategie, una tutta biologica con apertura con lo zolfo, un'altra invece una combinazione con il Karma, sempre biologica, e a confronto con una strategia convenzionale. E sicuramente, come vedete nel penultimo istogramma, la strategia 2, quindi Karma più Prolab, ha dato risultati molto molto interessanti e paragonabili con la strategia convenzionale. Un'altra prova in provincia di Ravenna, qui nel 2020, 2 strategie, una completamente convenzionale e un'altra strategia che prevedeva gli ultimi 3 trattamenti con Prolab. Vediamo che i risultati sono confrontabili, se non migliorativi, con la strategia convenzionale. Le conclusioni, che un po' riassumono quello che è stato detto durante la presentazione, quindi un formulato di origine naturale riconosciuto a basso rischio, con un meccanismo di azione multisito, quindi interessante sia per il suo impiego che anche per la combinazione con altri eventuali prodotti che vengano applicati in miscela, sia nel convenzionale che nel biologico. Un altro aspetto interessante è la sua estrema selettività e elasticità di applicazione e la possibilità di combinare il prodotto anche con altri prodotti convenzionali per andare a integrare e sinergizzare l'attività. Rapidamente, non so se ho ancora un paio di minuti, un minuto. Allora, illustriamo soltanto la strategia di difesa antiperonosporica nostra convenzionale, che prevede l'applicazione di Valisetta, la vitamina più Forpet, nella prima fase, quella prefiorale, nella fase intermedia la combinazione di ciastofamide più Forpet a cavallo della fioritura, poi ancora Milica, e la possibilità per recenti esperienze molto molto interessanti di combinare anche su peronospora l'attività di Cocide più Karma, che hanno un'attività interessante, che possono essere applicati anche nella fase più avanzata della malattia. Io chiuderei qui perché penso di non avere più tempo. 30 secondi. Va bene, allora anche la strategia anti-botritica e anti-oidica convenzionale, nella quale si va a inserire nella fase finale il Prolab, e sono presenti tutti i nostri antioidici a disposizione al catalogo, incluso il Kenja, che è un antibotritico, un SDHI che ha una forte azione collaterale anche su l'oidio. Grazie Roberto. Grazie Roberto Rocchi. Passiamo ora al rapporto anche di livello della THM. Continuiamo con i fungicidi per quello che riguarda la tua società, quelli di Daramo e di Fiorelli. Grazie Fiorello, buongiorno a tutti. Quest'oggi vi presentiamo strategie per l'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci, soprattutto in target di buffer zone. Permettetemi però di presentarci quest'oggi in un format diverso, un assetto societario che è cambiato. Ci conoscevate con il nome di Chimiberg fino al 2024 per quanto riguarda gli agrofarmaci e di Agro per quanto riguarda gli agronutrienti. Quest'anno, dal 2025, ci trovate invece con un unico brand, Diachem,
sia in Italia che all'estero. Un nuovo format, un nuovo logo, un nuovo payoff. La società però non cambia, sempre della famiglia Dubini, sempre gli agrofarmaci rimangono di titolarità di Diacam, e quindi se aveste a casa dei prodotti a marchio Kimiberg non sono revocati, non vanno a smaltimento, in quanto la titolarità e il numero di registrazione è sempre stata di Diacam. Procediamo quindi con il primo formulato da Aramon. In questo caso si parla di Ciazzofamide 100 grammi litro con una formulazione di sospensione concentrata, un SC, con una classificazione CLP abbastanza leggera, con un unico pittogramma del simbolo ambientale e una frase UH 410. In termini di buffer abbiamo 5 metri per quanto riguarda la vite, per quanto riguarda le altre culture autorizzate nel formulato, in questo caso pomodoro e patata, non sono previste buffer. Il rinnovo, il prodotto è già stato rinnovato come sostanza attiva, quindi fino al 2037 il prodotto sarà autorizzato e lo troverete in commercio. Si parla ovviamente di un fungicida antipronosporico con elevata attività fungicida e spiccata attività preventiva con resistenza al dilavamento. Resistenza al dilavamento perché sappiamo che la Ciazzofamide ha già un principio attivo molto valido con un rapporto tanolo-acqua di 3.2, quindi una spiccata attività alle cere cuticolari. Nel formulato noi abbiamo inserito quello che è un organo siliconico, quindi un surfattante che permette di avere miglior adesività e quindi performare meglio. In questo caso vedete una prova fatta da Sagea, in questo caso nel periodo di lancio del 2020, dove è stata fatto il trattamento, simulata una piovosità di 20, 40 e 100 mm. A 100 mm vedete che si perde soltanto un 10% di efficacia. Prova che abbiamo ripetuto poi nel 23, sempre con Sagea, mettendo a confronto la Ciazzofamide pura con il nostro formulato, quindi la Ciazzofamide più l'organo siliconico, in questo caso a due timing diversi, a 30 mm e a 50 mm. Se diciamo a 30 mm c'è poca differenza, per quanto riguarda i 50 mm, quindi le bombe d'acqua che spesso capitano, si vede una differenza in termini di efficacia sia per l'incidenza che la severità, e anche da un punto di vista statistico la situazione cambia. Ma parliamo di Ciazzofamide anche perché abbiamo fatto un monitoraggio con l'Università di Milano e con l'Università di Bologna per il fenomeno della resistenza, e in questo caso abbiamo fatto 3 anni di monitoraggio e andremo a fare il quarto. In questo caso abbiamo campionato le foglie a ottobre, allestito i campioni a novembre, portati ovviamente in laboratorio all'università, e fatto lo svernamento e fatto poi nell'anno successivo, quindi a febbraio, i saggi di germinazione a diverse concentrazioni 0, 0,01, 0,1, 1, 10 e 100 mg litro. Considerate che i 100 mg litro sono la dose di etichetta di 1 litro per ettaro classico che viene applicato al prodotto in campo. Quindi vedete che il 73,9% dei campioni sono stati inibiti a una concentrazione inferiore di 10 mg litro, un 26% sono stati inibiti tra i 10 mg litro e i 90 mg litro, quindi comunque al di sotto della dose di campo, e un 0% abbiamo un EC95 superiore ai 90 mg litro. In questo caso si parlava di annata 22-23 con 30 campioni in 11 regioni saggiate. Questo è il dato che ci è arrivato un mese fa, riferito ovviamente all'annata 24, e anche in questo caso vedete che a 100 mg litro, quindi la dose di campo, non ci sono state problematiche di resistenza. Come andiamo ad applicarlo? Ovviamente si parla di un prodotto da applicare sempre ad un partner, che può essere il Folpet, può essere un fosfonato di potassio, il Fosetil, un classico aramaico, ma anche lo Shatter, in questo caso per noi Cimoxanil, applicato sicuramente nei 2 o 3 interventi, essendo autorizzato poi anche in disciplinare di produzione, con un partner, e completa una strategia appunto per la protezione del grappolo. L'altro formulato che vi presento, sempre in ottica ovviamente di buffer, si parla di tiolene, in questo caso si parla di zolfo 800 grammi litro, sempre una formulazione SC. In questo caso è importante perché non prevede pittogrammi, ha soltanto delle classi EUH, non ha buffer zone, e anche in questo caso andiamo a formularlo aggiungendo un adesivante in più che permette ovviamente di rimanere di più aggrappato alla foglia e alle cere cuticolari. Alcune prove ovviamente per dare segno di questa valenza
in termini di dilevabilità, fatta con concetto di saggio a green su barbatelle, applicando tiolene a 4 litri per ettaro e dei reference sempre in formulato SC. Vedete una dose diversa ovviamente perché gli altri formulati hanno una concentrazione diversa, quindi è stato calcolato per apportare gli stessi grammi di attivo per ettaro. È stata poi simulata una piovosità di 20 mm, di 60 mm e vedete come il tiolene abbia performato molto bene rispetto a poi quelli che sono anche gli altri reference di mercato. Oltre alla dilevabilità abbiamo fatto anche un'analisi per quanto riguarda l'efficacia, aggiungendo poi altre due tipologie di zolfo, uno zolfo ventilato e uno zolfo VG. Anche in questo caso lo stesso protocollo apportando gli stessi grammi per ettaro di formulato. Vedete l'incidenza per quanto riguarda la parte sopra, al 12 febbraio, quindi all'ultimo rilievo fatto, quindi a 28 giorni dall'applicazione, tiolene di istogramma in blu si colloca in una buona posizione rispetto al non trattato e rispetto soprattutto anche a tutti quelli che sono i reference. Per quanto riguarda invece la severità, da un punto di vista statistico al 12 febbraio non ci sono differenze, però in termini di valore assoluto sicuramente tiolene si è comportato molto bene. In conclusione, vi faccio vedere in strategia un'applicazione fatta con una prova multisponsor da Agri 2000 dell'anno 24 in Friuli. Si parla di Gouillot, vino grigio, ovviamente è una strategia rivolta alla difesa dalla peronospora, in questo caso, e ovviamente target buffer. Il reference, consigliato poi dai bollettini della cantina, che seguiva la zona, è una strategia di Diachem, è mista tra Folpet, prodotti a base rameici, cezofamide, fosetil, quello che potrebbe essere il cimoxanil, e vedete anche le buffer di metri da rispettare. Noi siamo rimasti sotto, diciamo, arrivati fino a 10 metri e non abbiamo superato quindi arrivare a 15 o 20-25 in base agli altri formulati. Abbiamo fatto 7 interventi a base rame rispetto al reference che ne ha fatti uno. Ne abbiamo portati però di rame 925, considerando però che l'ultimo intervento, l'idrossido di rame, ahimè purtroppo il centro di saldo aveva finito i nostri formulati, ha utilizzato un classico ramento e quindi ha portato un quantitativo abbastanza importante che era 500 grammi per ettaro. Quindi se avessimo avuto un nostro formulato sicuramente saremmo stati sotto rispetto al reference. Questi dati in termini di severità su foglia e incidenza, per quanto riguarda la severità non ci sono differenze anche nemmeno a livello statistico, l'incidenza leggermente diciamo superiore rispetto a quello che è la strategia convenzionale, ma per quanto riguarda il grappolo sia severità che incidenza non hanno notato alcuna differenza tra i due rispetto al reference, che comunque aveva una linea abbastanza sostenuta. Infine vi mostro quella che potrebbe essere la nostra linea tecnica di difesa di vite da vino, con la parte in blu dei fungicidi, in rosso per la parte di insetticidi, ricordandovi che a catalogo abbiamo oltre alla deltametrina classica, Meteor, deltametrina in sospensione concentrata, quindi sono 16 grammi litro. A differenza delle altre deltametrine, su vite abbiamo un tempo di carenza di 3 giorni anziché 7 giorni. Con questo io vi ringrazio. Grazie Giovanni. Passiamo ora alla società FMC rappresentata dalla dottoressa Chiara Rimonta, famiglia Rinaxipir, il controllo dei lepidotteri. Ripeti te pure il nome della società. Grazie, buongiorno a tutti, sono Chiara Rimonta e faccio il film marketing per il Nord Italia di FNC. Oggi vi racconterò le novità di FNC per quanto riguarda la famiglia del Rinaxipir. Come sapete, Rinaxipir è il nostro marchio registrato per la sostanza attiva clorantreniprole. Da oltre 15 anni è riferimento per il controllo dei lepidotteri. Questo principio attivo ha un'azione prettamente ovicida, ma anche ovolarvicida. Per la massima efficacia del principio attivo, infatti consigliamo il trattamento all'inizio dell'ovoposizione. Questo principio attivo ha una lunga persistenza d'azione, anche sulle uova deposte dopo il trattamento, la cosiddetta attività sul residuo secco. Rinaxipir è inoltre dotato di azione multistadio e quindi ha una grande flessibilità di impiego. Perché utilizzare il Rinaxipir in viticoltura? Beh, innanzitutto perché ha un'elevata efficacia contro l'obese potrana, le tignole della vite, ma anche contro fitofagi emergenti come la Cryptoblaves
e la pupilla iaponica. Ha una rapida e persistente protezione della cottura. Questo perché ha un'elevata resistenza al dilavamento. Inoltre ha un'alta praticità d'uso. Infatti, grazie alla sua formulazione base acqua, formulazione e sospensione concentrata, è veloce nella dispersione in botte. Ha un'ottima compatibilità con gli altri agrofarmaci ed è completamente assente di odore. Ha un'alta efficacia indipendentemente dalla temperatura e dalla luce. Infatti, rispetto ad altri principi attivi, non si degrada con la luce e con le alte temperature. Molto importante, ha un profilo tossicologico ed ecotossicologico molto favorevole. Per questa sua caratteristica è sicuro sia per l'operatore che per l'ambiente circostante. Da notare che ha un'elevata selettività nei confronti degli insetti utili utilizzati in viticoltura. Per tutte queste sue ottime caratteristiche è ideale nei programmi di produzione integrata. Vi mostro i dati delle medie di 26 prove condotte in diversi anni. In queste prove abbiamo confermato l'elevato controllo sull'Obesia botrana, oltre il 95% di controllo. Come vi raccontavo, Rynaxypyr ha un controllo anche su pupilla iaponica. Infatti il nostro marchio registrato Coragen ha un controllo su questo parassita della vite. Vedete queste foto, a sinistra abbiamo un testimone non trattato, foto scattata sul vigneto in Piemonte. Vedete che in basso abbiamo il vigneto completamente distrutto da pupilla, in alto vedete gli adulti all'opera, a destra vediamo due testimoni trattati Coragen, appunto protetti da questo parassita. Come vi dicevo, Coragen e Rynaxypyr hanno un'alta selettività sugli insetti utili utilizzati in viticoltura. In questa tabella abbiamo un riassunto dell'impatto di alcune sostanze attive nei confronti degli insetti utili utilizzati in viticoltura. A destra il classico semaforo, quindi in verde abbiamo i principi attivi non nocivi e il rosso col numero 4 abbiamo i principi attivi molto nocivi. Vedete che per quanto riguarda la colonna di Coragen abbiamo il semaforo verde per tanti insetti utili utilizzati in viticoltura. Ecco le nostre tre soluzioni per la difesa della vite a base di Rynaxypyr, il nostro famosissimo marchio Coragen. Dall'anno scorso abbiamo inserito in catalogo Coragen Ultra e le grandi novità per l'anno 2025 è Corla. Coragen, nostro marchio storico, prodotto a base di clorantaniliprole 200 grammi litro, è una sospensione concentrata come tutte le soluzioni a base di Rynaxypyr. In catalogo abbiamo diverse taglie e diverse confezioni. A destra vedete un grappolo protetto da Coragen, quindi perfettamente pulito. A destra vedete un grappolo non trattato distrutto dall'Obesia. Dall'anno scorso abbiamo inserito in catalogo Coragen Ultra, che è il nostro combi pack per il controllo della fignoletta e dello scopiglio della vite. Infatti è composto da una confezione di Coragen a 0,3 litri e una confezione di Delta-Nitrina SC, Audace SC, in confezione da 1,5 litri. Quindi il combi pack è pensato per trattare 2 ettari. Utilizzeremo 150 ml per ettaro di Coragen e 750 ml per ettaro di Audace SC. Ma cos'è Audace SC? Audace SC è la nostra soluzione insetticida a base di delta-nitrina con formulazione SC innovativa. Va a completare lo spettro d'azione di Coragen sulle cicaline, sui cilici e sui ditteri, ha una classificazione CLP favorevole ed è completamente assente di odore. Abbiamo un intervallo per raccolta favorevole di soli 3 giorni sulla frutta e soli 3 giorni sulla vite e abbiamo una zona di rispetto limitata, con possibilità di ridurla ulteriormente utilizzando gli ugelli antideriva. Infine, grande novità per questa campagna che arriva, Tecorla, la nostra soluzione a base di clorantaniliprole meno concentrata, in questo caso 51,7 grammi per litro. Abbiamo anche in questo caso diverse confezioni. Vi mostro i parassiti che
che abbiamo in etichetta, ovviamente l'obese botrana e le tignole della vite. Le dosi per ettolitro vanno da 60 a 72 ml per ettolitro, abbiamo un intervallo di sicurezza di 30 giorni. Quindi l'affidabilità e la costanza dei risultati di Rynaxypyr si sposano a una nuova formulazione e a un nuovo packaging che garantiscono facilità di dosaggio e praticità di impiego. Io vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Chiara. Il momento non si prende comunque, perché avanzare ancora 4 minuti. Adesso tendiamo un minuto, Nicola, tendi pure un minuto, che gli studenti vanno a divertirsi, dato che oggi è giovedì grasso, e so che si spostano su all'enoteca con batterie, chitarre, eccetera, eccetera. Noi li raggiungeremo fra 10 minuti anche noi. Vado già io. Sì, appunto, aspettiamo un attimino. Tanto rilassate. Ok, allora abbiamo la GOVA presente qui con il dottor Nicola Daipré, ritorniamo con i fungicidi e poi vediamo alla fine un po' il Tommaso, dato che si parla da un po' di tempo. Ok, a te Nicola, della GOVA. Da Nicola mi occupo di sviluppo e marketing, mi spiace per i ragazzi che sono usciti per una delle presentazioni più importanti della giornata, però hanno tempo per approfondire. Detto questo, la linea di quello che andremo a parlare oggi, andiamo a prendere un target che è le scoliosi, quindi un target che siamo stati un po' fortunati a dimenticarci per qualche anno. Avevamo dei grandi prodotti che avevano un'azione collaterale diretta di Mancozeb molto importante sul target, con la perdita di Mancozeb, Metiram, il rischio di andare a ritrovare il patogeno in campo c'è. Quindi andiamo a vedere l'applicazione di Airone, quindi un nostro rammendo, definiamo un rammendo tecnologico su quel target, quindi su quel patogeno. L'obiettivo è anche andare a dare quello che è un dosaggio reale di rame da applicare contro quel target, per poi chiudere con il mago che ci sta sempre bene. E la prendo larga, visto che l'anno scorso avevo avanzato circa 2 minuti, quindi posso prenderla un po' più larga, andando a vedere quello che è lo stabilimento, quello che è un po' l'evoluzione che ha avuto Go in questi anni, 2021 posizione del gruppo Esagro, quindi ci troviamo ad oggi produttori e venditori di rame. Lo stabilimento di Adria non rispetta i 4 kg di rame metallo ettaro, si parla dai 12 alle 15.000 tonnellate annue di rame, quindi è uno stabilimento sicuramente importante a livello Italia ma anche a livello Europa. I formulati che andiamo a produrre sono diversi, poi entriamo nello specifico dell'Airone, parliamo anche di poltiglia, quindi di bussola, parliamo di ossicloruro come Cuproram, solfato tribasico e idrossido. L'Inierone, come ho definito subito, parliamo di un rame tecnologico, quindi abbiamo il vantaggio di all'interno dello stesso granulo, all'interno dello stesso formulato, avere sia la parte idrossido sia la parte ossicloruro, con il vantaggio, come vedete nello schema a destra, dove andiamo ad avere il vantaggio di un'efficacia diretta e immediata della parte di idrossido e un ritardo d'azione con una maggiore però persistenza quella del formulato per quello che riguarda l'ossicloruro. I formulati ad oggi sul mercato sono 2, parliamo dell'Airone più e dell'Airone liquido. Entrambi, il primo è un
280 grammi chilo, quindi un 28%, secondo 272 grammi litro, in entrambi i casi 50 ossicloruro, 50 idrossido. Entriamo nello specifico della prova, quindi scoliosi della vite, e non è una singola prova, sono state fatte 5 prove in tutta Italia, di cui 3 centro Italia e Abruzzo, e 2 sono quelle più interessanti perché sono nella nostra zona. Parliamo di Glere, parliamo di Corvinone, quindi zona Verona e zona Treviso. In tutte le prove sono stati utilizzati 2 formulati, quindi l'erone più l'erone liquido, e come riferimento l'Orea Mancos. Una cosa importante, l'ho detto subito, quando rame è stato utilizzato l'erone, parliamo di 400-420 grammi metallo etero su 2 applicazioni nella fase di rottura gemma e prima foglia di stesa. Il riassunto delle prove è che l'efficacia di erone è equivalente all'efficacia di Mancos, quindi sulle 2 applicazioni andiamo a vedere a destra perché le prove più interessanti fatte in Veneto. Nel primo caso abbiamo un testimone con un 50% di internodi colpiti a germogliamento, dove andiamo a avere un'efficacia, quindi un'incidenza della linea erone di un 20%, quindi 40 contro 20, uguale anche della prova sull'ERA. Posizionamento tecnico è un'altra prova 2024, perché la domanda che ci siamo fatti è: un centro di saggio lavora a 500-600 litri di bagnatura in quella fase lì, nella vita reale non andiamo a fare una bagnatura così importante, quindi siamo andati a impostare una prova di campo andando a utilizzare quelli che è 1,4 litri di formulato, andando a utilizzare una bagnatura reale, parliamo di 250 litri ettaro di acqua utilizzata. Qui siamo andati a tirare anche un po' oltre la prova, quindi non parliamo di 2 applicazioni, ma parliamo di 4 applicazioni, 11, 19 e 26 di aprile. E un'altra cosa importante che siamo andati a valutare quest'anno è stato quello dell'effetto fitotossicità. Un dosaggio così importante di rame nella parte iniziale, la domanda che ci si pone è: ho avuto problematiche o meno? La risposta è stata che il formulato è stato estremamente selettivo. Vi ricordo che un 50% ossicloruro tra tutti i sali di rame rimane quello più selettivo. E il 20 di aprile, se ci ricordiamo, ci siamo svegliati un po' male perché c'è stato un ritorno di freddo sicuramente importante. Andando a vedere quindi i vantaggi di utilizzare un aerone in apertura, prima di tutto parliamo di un prodotto formulato che abbiamo nel suo in etichetta. L'altro vantaggio è un'alternativa o può essere un aiuto ad altre molecole, quindi poter andare a utilizzare molecole sicuramente importanti sul target peronospora in una fase 2 e un'efficacia dimostrata sia sclerosi che peronospora, selettività e visibilità. Sottolineo il perché andare a utilizzare l'Enerone 1, abbiamo dimostrato l'efficacia con 5 prove contro sclerosi. E l'altro grande vantaggio in generale della Linerone è le dimensioni delle particelle che io arrivo ad avere risoluzione. Il rame si fa veramente bene e la parte più importante è quella della formulazione della sintesi. Le dimensioni di particelle che io ho all'inizio in laboratorio quando vado a sintetizzare sono quelle che io poi avrò in una fase 2 sulla foglia. Una particella molto più fine, una particella che si disperde e si distribuisce meglio sulla foglia. Avrò una situazione molto più dispersa, un rilascio di ione rame, che è quello che poi mi determina un rischio di fitotossicità sicuramente migliore. Quindi una distribuzione migliore, una particella più fine, un rilascio di ione rame più uniforme, quindi un minor rischio di fitotossicità dato proprio da una particella più fine. L'altro vantaggio di particelle più fine sono più coprenti, quindi ho anche una maggiore adesività del formulato. Arrivo a parlare di Mango e una prova 2024 che abbiamo fatto in semicampo. Il prodotto lo conosciamo bene. Il grande successo del prodotto Mango è il concetto di migliorare la qualità di distribuzione. Purtroppo la fluorescenza ci ha insegnato quanto è importante trattare bene, utilizzare i volumi corretti, soprattutto arrivare al bersaglio e andare a fare un trattamento di qualità. Eravamo abituati bene con prodotti che a mettoxantopieri fosse altro, ad oggi purtroppo non ce li abbiamo più, quindi andare a dare una mano a coltivare formulati insetticidi no è sicuramente un valore aggiunto. Quindi il concetto del Mango è: io vado ad aumentare quella che è l'efficacia del mio formulato che vado a utilizzare.
che sia fungicida, che sia insetticida o acaricida. Entriamo nello specifico di come lavora il mago nella parte teorica e poi abbiamo nella prova impostata quest'anno. La parte prima, quindi la prima azione che va a fare un effetto tensativo, azione molto importante, in cui noi andiamo a spalmare, a schiacciare la goccia della mia miscela fitoiatrica che vado a fare. Una goccia spalmata e una goccia che copre di più, quindi è un grande valore aggiunto con tutti quelli che sono dei prodotti di contatto. Pensiamo a rame che mi copre molto più superficie, un rame che ha sicuramente un'efficacia maggiore. Un altro vantaggio c'è anche l'utilizzo di prodotti sistemici, poi andiamo nell'ambito soprattutto degli insetticidi. Un prodotto che viene schiacciato è un prodotto, quindi una goccia più piatta e una goccia che si asciuga prima. Una goccia che si asciuga prima vuol dire il prodotto che entra prima in sistemia. Il prodotto che entra prima in sistemia, se parliamo di un sistemico, è sicuramente più efficace e rischia sicuramente meno di rimanere fuori a temperatura e luce, quindi a venire degradato. Altro aspetto importante è la resistività, che adesso andiamo a provarla con una prova di semicampo, antideriva e l'effetto anche antischiuma. Questa è la prova, 2024 siamo in semicampo, la nostra tesi sono delle barbatelle, quindi 10 barbatelle per replica replicate 3 volte. Le mie tesi, io sono andato a prendere quello che è l'airone a un dosaggio fisso elettrolitro, al quale sono andato ad aggiungere il mago, un coadiuvante standard, una tesi senza nessun bagnante coadiuvante aggiunto. L'obiettivo della prova era andare a vedere dopo un dilavamento se avevo più o meno quantitativo di rame sulle tesi in cui avevo utilizzato un bagnante o meno, quindi capire l'adesività che mi lascia il prodotto. Siamo andati a trattare le nostre 10 barbatelle, abbiamo simulato un dilavamento di 40 mm dopo averle fatte asciugare e poi siamo andati a fare un rilievo andando a raccogliere 1 chilo di foglie per tesi, quindi cercando di avere una base, un dato di base uniforme, quindi 1 chilo di foglie sul quale sono andato a misurare i milligrammi di rame che avevo a disposizione ancora. Questo è il risultato, come andiamo a vedere nella prima parte a sinistra, l'airone non dilavato, l'airone non dilavato senza nessuna aggiunta di coadiuvante, quindi i 200 mg per chilo di foglia è il quantitativo di rame che io avrei pieno senza dilavamento. A parità di dosaggio di airone utilizzato, vado a vedere cosa succede dopo aver fatto un 40 mm di pioggia, quindi una simulazione di pioggia di 40 mm, quindi un dilavamento importante. Da 200 milligrammi per chilo di foglia che avevo, passo alla metà giustamente dopo 40 mm, è ancora un buon risultato. Non so dirvi che il concetto non è che 105 mg di rame per foglia sono efficaci, il concetto è che si è dimezzato il quantitativo di rame che io ho sulla foglia. Se avessi aggiunto il bagnante mago un 70% in più del quantitativo di rame a disposizione, con un competitor vediamo la differenza, quindi il concetto è contro un dilavamento di 40 mm il rame mi ha lasciato, il mago mi ha lasciato un 70% in più di rame presente su foglia. Io vi ringrazio. Grazie Nicola. Siamo a Manica, società Manica, con il dottor Antonio Saliero, naturalmente Manica cosa potrà parlare? Di rame? No. Sì, di una nuovissima sostanza attiva. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io a nome della società Manica Condifesa per l'opportunità di partecipare a questo importante appuntamento annuale. Io oggi faccio un approfondimento dedicato a una caratteristica molto importante, molto ricercata, anche viste le presentazioni che mi hanno preceduto sui fungicidi di copertura, che è la resistenza al dilavamento. Un parametro tecnico che spesso però viene ancora trattato in maniera, oserei dire, quasi dogmatica, cioè per alcune sostanze attive e per prodotti associati si dice che c'è e alle volte non si spendono gli aggettivi a contorno, grandissima resistenza al dilavamento, eccellente tenuta a piogge dilavanti, eccetera, eccetera. Per altre sostanze, per altri prodotti associati si dice no, non c'è e non si possono utilizzare in contesti di elevata piovosità.
È chiaro, lo sappiamo tutti, dobbiamo operare ormai durante tutto il ciclo produttivo della vite con precipitazioni sempre più corte come durata, ma intense, abbondanti. Qui io vi ho riportato alcuni casi dell'anno scorso, da maggio a giugno ad agosto. Innumerevoli sono i casi in cui abbiamo pluviometrie anche dell'ordine di 100 passa millimetri al giorno. Queste ormai non fanno quasi più notizia, ma quello che conta insomma è che i mezzi tecnici che dobbiamo offrire devono tenere testa a accumulate di diversi decine di millimetri nel giro di poche ore. E in questo contesto molto spesso si dice che i prodotti rameici sono fallaci, non possono essere utilizzati, non hanno ragione di essere utilizzati addirittura. Allora, questa è un'affermazione estremamente generica, è la classica situazione in cui si fa di ogni erba un fascio, come dice il famoso detto. Allora, il rame è un mezzo tecnico che viene utilizzato in fitoiatria da oltre un secolo, no? E però in questo lasso di tempo l'agrochimica, la tecnologia ha fatto passi da gigante dell'innovazione nell'offrire dei mezzi tecnici che siano sempre più performanti. È chiaro che se ci riferiamo a prodotti vecchio stampo senza alcuna tecnologia formulativa, primo fra tutti il solfato di rame, su cui l'azienda che rappresento fonda la sua origine, fra l'altro, sono prodotti che non riescono a tenere testa a quelle situazioni che abbiamo visto, ma tutt'altra situazione è per i nuovi formulati che l'azienda Manica mette a disposizione. Allora, noi abbiamo commissionato uno studio dedicato proprio alla verifica della resistenza antilavamento, uno studio comparativo che è stato eseguito dalla Fondazione Edmund Bach, nostri vicini di casa. Su questo assortimento di prodotti che vedete qui riassunto abbiamo tenuto comunque il solfato di rame come reference, anche se sapete che ormai da un quarto di secolo non è più un fungicida autorizzato, come reference, dicevo, ha sostanzialmente nessun contenuto in merito alla tecnologia formulativa, perché è una materia prima. La poltiglia al 20% VG, prodotto formulato di base storico, che comunque è ancora a disposizione degli agricoltori, si trova ancora in commercio, anche se chiaramente ormai è un prodotto datato, diciamolo pure. La Bordeaux Flow New, che invece è una poltiglia bordolese liquida, ha più basso titolo e ad elevato contenuto tecnologico in merito ai coformulanti. Il CRC è una tecnologia a base di solfato tribasico di cui oggi non parliamo perché è contenuta in prodotti ancora in corso di registrazione. L'Hydrox 25 VG invece è un nuovissimo idrossido che l'azienda Manica mette a disposizione dei produttori, un idrossido di rame che chiaramente come sostanza attiva non ha nulla di nuovo, ma come tecnologia di sintesi, prima ancora che formulativa, invece di novità ne ha da vendere e anche di caratteristiche tecniche di performance è molto molto interessante. Allora andiamo a vedere come è stato eseguito questo studio. Sono state considerate come piante modello delle piante allevate in vaso di Pinot, che sono state normalizzate per avere l'ELUA confrontabile insomma, fra tutte le repliche biologiche. Questi prodotti sono stati applicati su queste piante alla dose equivalente di 400 grammi di rame metallo per ettaro. Una dose, se volete, di sostanza attiva da cavallo, ormai non è più necessario ricorrere a questo tipo di dosaggi, almeno con i formulati più performanti, comunque lo teniamo come standard di riferimento per equiparare la situazione a tutti i formulati. Dopo 18 ore dall'applicazione a completa asciugatura è stato effettuato un primo campionamento delle foglie per determinare la quantità di sostanza attiva rame presente sulla superficie delle foglie prima di sottoporre il dilavamento, e poi sono state applicate delle piogge simulate con un macchinario. Vedete qui la foto di un simulatore della pioggia. Sostanzialmente si tratta di una griglia elettrosaldata a cui sono applicati diversi ugelli
che erogano una pioggia simulata con un ratio fisso di 53 mm all'ora e hanno anche un movimento basculante per fornire un po' di energia cinetica, insomma simulare quello che sarebbe l'azione del vento in campo. E a seconda del tempo di esposizione a questa macchina ovviamente abbiamo ottenuto diverse cumulate fino a 80 mm di pioggia simulata. Questi sono i risultati. Ogni pallino di questi grafici rappresenta una misura puntuale, quindi non c'è nessuna estrapolazione, nessun artificio, questi sono proprio dati puntuali. E nell'asse dell'X vedete la cumulata della pluviometria simulata da 0 a 80 mm, e l'asse delle Y rappresenta la concentrazione di sostanza attiva in milligrammi per metro quadro di rame metallo. La linea orizzontale rossa rappresenta quello che è l'equivalente in concentrazione su foglia dei famosi 400 grammi di rame metallo originariamente apportati. Allora partiamo a esaminare questi dati dal prodotto non formulato dalla materia prima, cioè il solfato di rame. Allora vedete che chiaramente già dopo i primissimi millimetri c'è una caduta quasi verticale della sostanza attiva che rimane su foglia. Passando alla poltiglia 20 VG, a 10 mm comunque non si può dire che la sostanza attiva viene persa completamente, abbiamo ancora un 70 e oltre % di sostanza attiva che rimane rispetto a quella quantità teorica, quel fabbisogno teorico di 10 milligrammi per metro quadro. Se ci spostiamo alla Protoflow New, la poltiglia bordolese liquida, tuttora in commercio, vediamo che anche accumulati importanti dell'ordine dei 50 mm, tra il 60 e l'80% del fabbisogno della sostanza attiva rame è conservato sulla superficie della foglia, mentre addirittura ai 10 mm siamo dell'ordine del 90% di sostanza attiva ancora presente. Quello che costituisce la vera novità è l'Hydrox 25. Voi vedete che dopo un primo decadimento ai primissimi millimetri di pioggia c'è sostanzialmente l'immediato raggiungimento di un plateau, cioè la situazione è quasi invariante rispetto alla cumulata di pioggia simulata che è stata applicata. Anche a 50-80 mm è conservato sostanzialmente mediamente il 100% del fabbisogno della sostanza attiva rame, e questo è un risultato estremamente eclatante secondo noi per quanto riguarda questo tipo di prodotto. Quest'altro non è che la stessa raffigurazione con però l'interpolazione dei dati. Abbiamo quindi dato dignità alla caratteristica di resistenza di lavamento che è portata in etichetta. Brevemente andando in campo, qui vedete una situazione limite nel 2023 su Merlot sul Coglio, una batteria di applicazioni solo a base Protoflow, solo a base Hydrox, la pluviometria del 23 ve la ricordate, l'efficacia è presente. Ecco. E concludo dicendo che questa tecnologia formulativa consente anche di avere un profilo tossicologico molto favorevole. Sono infatti presenti solo 2 pitogrammi contro la media dei pitogrammi di tossicità e corrosività degli altri idrossidi a parità di concentrazione. Grazie. Grazie Antonio. Avete recuperato le ultime slide, vice senatore Iego, mi fa perché ero un po' preoccupato. Comunque, adesso passiamo a Roensa Next, una nuova società che ci parlerà naturalmente del dottor Alessandro Alberighi, e per quello che riguarda i prodotti sono prioritariamente fungicidi, comunque anche azioni insetticida, lo vedremo meglio. A lei. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Mi chiamo Alessandro Alberighi, mi occupo di sviluppo per quanto riguarda la società Roensa Next. Molti di voi si chiederanno qualcuno chi è Roensa Next, rapidamente mi preme fondamentalmente dare una puntualizzazione su chi siamo oggi. Quindi parlo rapidamente di noi.
siamo una società nata nel 2023, in realtà è una società che è presente sul mercato mondiale già dagli anni 40, perché siamo il gruppo Rovensa, che è una società spagnola, all'interno della quale hanno aderito 12 aziende, che sono fondamentalmente queste, quindi per intenderci la Tradecorp, un'azienda che si chiama Oro Agri, che poi vedremo la motivazione della nostra presentazione di oggi, OGT, un'altra azienda che produce alghe a livello, diciamo così, mondiale, e quindi la fusione della tecnologia e degli stabilimenti produttivi di questa azienda hanno dato ad oggi questo gruppo che rappresenta circa 2000 persone nel mondo, 27 centri di ricerca, 13 impianti di produzione a livello mondiale. Ad oggi, grazie alla fusione di tutte queste aziende, quindi stabilimenti produttivi, possiamo avere sostanzialmente una parte molto importante per quanto riguarda la parte di soluzione per la nutrizione speciale biostimolanti, l'attività dei correttori speciali che è importante, ma soprattutto la parte del biocontrollo, che è quello che per noi sta diventando dal punto di vista importante ed innovativo. Vi presenterò fondamentalmente, vado veloce, due prodotti, che sono uno l'Equibasi e l'altro l'Oroquin. L'Equibasi, che è una sostanza di base, è inserita all'interno delle nuove normative come appunto sostanza di base, e quindi ha delle indicazioni ben precise dal punto di vista dell'aspetto registrativo, che è un po' più basso di quello che abbiamo visto fino ad oggi di formulati registrati, ma comunque viene inserito dal punto di vista della sua caratterizzazione all'interno di una possibilità di utilizzo nel vigneto. Ha un'attività preventiva, è una concentrazione di Equibasi garbense, ma soprattutto non tanto legata a quell'aspetto lì, ma a quello che vedremo dopo. All'interno del formulato, chiaramente, che viene poi portato dalla sostanza di base che è l'equiseto, l'acido salicidico, che è un'azione vincitoria, le saponine, che è un'azione fungina, flavonoidi, acido organico e alcaloidi. Tutte queste sostanze messe nell'insieme dall'estratto hanno un'attività sia vincitoria che dal punto di vista anche generale un'attività fungicida. Qui vi riporto un po' di bibliografia, quella che vi fa un'indicazione di quello che fanno due sostanze principali contenute nell'estratto dell'Equibasi, che sono appunto l'acido salicidico e le saponine. La saponina ha un'attività diretta nei confronti delle life fungine, l'acido salicidico è il classico conduttore di resistenza, anche riconosciuto come tale. Queste sono le culture registrate, è chiaramente presente una chiara etichetta, quindi chi utilizza Equibasi come attività illecitoria avrà l'indicazione in questo caso per quanto riguarda la peronocola, con un numero di interventi annui inseriti e possibilmente utilizzabili all'interno della viticoltura, e successivamente vengono anche indicati poi i tempi eventualmente di carenza, che sono molto, molto bassi, pari a 0 un giorno di limite. Oroquin, prodotto che oggigiorno per noi è un prodotto molto interessante. Noi siamo Oro Agri, quindi la società che produce olio d'arancio per la maggior parte delle altre aziende che distribuiscono fondamentalmente questo tipo di formulato. L'attività di questo formulato, quindi l'olio d'arancio dolce, è insetticida, fungicida, acaricida, quindi multitarget. Quello che è importante per noi ad oggi è dal 1° di gennaio l'inserimento all'interno del formulato di una nuova tecnologia che si chiama Oro Wet, che dà la possibilità al formulato, differentemente dagli altri presenti sul mercato, di avere una maggiore attività dal punto di vista della sua distribuzione. La tecnologia Oro Wet ci consente di creare una sostanziale distribuzione del prodotto tramite delle micelle, quindi una particolarità importante dal punto di vista della sua distribuzione, e questo ci consente di fare queste cose qua che sono molto importanti. Quindi ci dà la formazione di micelle, garantisce la produzione di goccioline molto piccole e di conseguenza una maggiore distribuzione, oltre all'aspetto distributivo anche una maggiore attività nei confronti dei target che il prodotto ha come diciamo così, come impiego. Quindi ad oggi per noi il classico Oroquin, che è sostanzialmente olio di arancio dolce, che rappresenta i 60 grammi litro di formulato commerciale, tutta la tecnologia Orowet ci dà la possibilità di parlare di questi prodotti qua, che sono fondamentalmente i composti fenolici, i tannini, le lignine, i flavonoidi, che ne fanno parte, ne amplificano fondamentalmente l'attività del prodotto. L'olio d'arancio, quindi in questo caso l'Oroquin, ha un'attività fungicida, per nostra abbiamo visto una serie di formulati, ma in questo contesto per noi è molto importante anche l'attività insetticida ed ovicida. I formulati che abbiamo visto precedentemente hanno una propria attività, un'attività di spettro in una determinata fase, ma è fondamentale anche, grazie anche all'impiego di questo, avere la capacità di dare ulteriori attività. Questo è il nostro veloce posizionamento, quindi riassumo un po' la presentazione di oggi, facendovi presente come l'Equibasi si possa utilizzare all'inizio come induttore di resistenza, quindi ha questo effetto illicitore nei confronti della pianta, quindi la pianta a contatto con l'equisetto, in questo caso con l'Equibasi, attiva i meccanismi di resistenza in questa fase, quindi viene posizionato presto dal punto di vista del suo impiego.
Viene utilizzato anche in questo caso l'oro qui impresso per un discorso di attività registrato per il conforto dei tripidi, degli eriofili e delle forme svernanti di oidio, e poi lo posizioniamo successivamente nella fase, diciamo così, scafoideo, nelle fasi successive. Oro qui al massimo di 6 interventi per anno in etichetta, comprendendo tutte queste diversità. Poi possiamo abbinare a questi tipi di interventi la classica difesa convenzionale, che sia biologico o non biologico, quindi l'impiego di rameggi, con una riduzione dove è possibile in etichetta anche di dosaggi, fondamentalmente perché l'equilibrio dà questa possibilità. E utilizziamo per i nostri, diciamo così, linee di strategia anche il cubico, che è un formulato a base di gluconato di rame per l'indicazione degli eventuali stress, diciamo così, abiotici che sono presenti nel nostro DNA. Io ho terminato, vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi. Spiegato che ha dato. Comunque grazie al dottor Negri, ovviamente. Siamo Andrea Polo, il dottor Andrea Polo del Sumitomo, e vediamo un po' ripartirà con il discorso di Bacillus thuringiensis, che anche questo è conosciuto, però dobbiamo sempre aggiornarci un po' sulle attività del sottoprodotto. Bene, buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Andrea, seguo la parte tecnica del Sumitomo, anch'io faccio un saluto per gli organizzatori per l'opportunità di essere qui per tutti e come avete già magari precedentemente visto nelle relazioni fatte dai miei colleghi, parliamo praticamente di prodotti che già esistono nel mercato. In questo caso io parlerò di un impiego ottimale o comunque alternativo, o in questo caso appunto biorazionale, che consiste nella gestione di alcuni patogeni insetti, che è una strategia proposta dal Sumitomo, e appunto, come detto da Fiorello in anticipo, parlerò di Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis è una tecnologia già da qualche anno presente nel mercato italiano. Ovviamente, se dobbiamo un attimo fare una piccola prefazione, vediamo praticamente come a livello mondiale gli insetticidi presenti nel campo agricolo sono molteplici e comunque con diversi meccanismi d'azione. Ovviamente se ci focalizziamo su quello che sono gli epidotteri, vediamo come i principi attivi tendono a essere sicuramente in minore quantità e di conseguenza anche i principi attivi e anche i vari siti d'azione possono essere ridotti. Se guardiamo soprattutto nell'ambito europeo, vediamo come la classificazione degli insetticidi comprenda sia quelli specifici e gruppi non specifici, come ad esempio piretrine e come alcuni neonicotinoidi che sono presenti nel mercato. Ovviamente se ulteriormente ci addentriamo nel mondo della viticoltura, vediamo praticamente come i principi attivi presenti nella gestione dei epidotteri siano particolarmente contingentati. Abbiamo anche delle criticità come alcuni principi attivi come spinetoram, che è revocato, metosifenosidine solo ridotto in serra, e l'emanetina che viene considerato anche candidato alle sostituzioni, quindi in futuro può avere qualche problematica. Praticamente di specifico per la gestione degli epidotteri ne abbiamo molto poco, soprattutto se dobbiamo fare una considerazione del passato. Alla vostra sinistra vedete come una volta alcuni principi attivi che hanno fatto i pilastri della fitoiatria praticamente nel contesto attuale si sono ridotti principalmente a 4 principi attivi disponibili nel mercato. Principi attivi i quali hanno una persistenza sicuramente minore rispetto ai precedenti, hanno un posizionamento molto delicato, quindi il monitoraggio deve essere fatto in maniera ottimale, specifici per gli epidotteri, questo sicuramente sia un aspetto positivo per la salvaguardia dei benefici e di conseguenza anche un impatto migliorativo per quanto riguarda l'ambiente. Una volta il Bacillus thuringiensis era visto come una scelta o comunque un'arma utilizzata prettamente per il biologico, facendo però queste considerazioni può essere utilizzato anche in un contesto convenzionale, e da qui la premessa appunto di una strategia biorazionale che consiste praticamente nell'inserire sostanze di base o comunque a basso impatto anche in un contesto convenzionale. Perché? Innanzitutto, come appena detto, i principi attivi disponibili di epidotteri sono molto pochi. Il Bacillus thuringiensis è un'ottima arma per quanto riguarda la gestione sia della confusione e anche del disorientamento sessuale, e inoltre anche una cosa molto importante sul vino, la gestione anche del residuo. Sumitomo è una società giapponese che è la principale produttrice e distributrice di Bacillus thuringiensis a livello mondiale. I siti produttivi sono rappresentati praticamente dai siti della Valiant Biosciences, che è un'azienda americana incorporata all'interno del gruppo Sumitomo,
Praticamente la Valley Biosciences non è altro che la costa della Abbott, azienda chimica di Chicago che produce praticamente farmaci per la salute umana. Quindi la qualità per quanto riguarda la produzione di questi prodotti è molto elevata. Bacillus thuringiensis che riguardano a 360 gradi il loro utilizzo, passiamo praticamente dalla parte agronomica alla gestione praticamente degli insetti silvoforestali, quindi con applicazione aerea, anche la gestione di igiene ambientale, quindi poi applicazione anche in ambienti dove abbiamo la presenza praticamente di abitazioni. Per quanto riguarda l'aspetto agronomico vi parlo di 3 formulati, abbiamo il Xentari che è un Bacillus thuringiensis at Hawaii e i 2 formulati appartenenti al ceppo Bustacchi, Biovite DF e Diper DF. Caratteristica di tutti i formulati è data praticamente la disponibilità di critossine al suo interno, che è fondamentalmente la chiave di funzionamento di questi Bacillus thuringiensis. Questo perché all'interno praticamente dello stomaco delle larve abbiamo dei recettori molto specifici e talvolta è molto importante avere un Bacillus thuringiensis ricco di critossine che vanno praticamente a legarsi in maniera specifica a questi recettori. Questo perché nel mercato i Bacillus thuringiensis non sono tutti uguali, abbiamo delle differenze, come vedete dalle slide potete osservare come ci possono essere Bacillus thuringiensis particolarmente sbilanciati con le critossine. Ritornando alla qualità dei prodotti Sumitomo, sono prodotti che vengono testati sugli alberi IVA, praticamente dalla prima all'ultimo lotto, hanno la possibilità di avere un aspetto qualitativo molto importante sulla formulazione, non serve lo zucchero, tecnica che veniva fatta in precedenza agli inizi quando il Bacillus thuringiensis è stato inserito all'interno del mercato, perché hanno un'esca appetente. La formulazione possono essere miscelati con qualsiasi agrofarmaco, in quanto questi sono degli strati inerti, quindi anche con fungicidi, non abbiamo nessun tipo di problema, e vediamo i risultati a livello proprio di laboratorio, le differenze praticamente tra un Bacillus thuringiensis generico e Diper, vedete che si può creare alcune problematiche come la creazione del fondo. Sono certificati 3 anni, ulteriore segno di qualità, ovviamente sono prodotti che hanno una certa selettività per quanto riguarda gli insetti loro beneficia, e il loro posizionamento riguarda soprattutto le prime fasi della presenza delle larve. Questo perché in questa fase queste larve si nutrono in maniera vorace della vegetazione dove sono presenti. Vi riporto molto velocemente alcune esperienze fatte nel corso degli ultimi 2 anni, dove praticamente in questa prova abbiamo il posizionamento di Xentari e Biovite nella seconda generazione delle Lobesia, che è un po' la generazione più importante, che è stato messo a confronto con uno standard di Bacillus thuringiensis normale e uno standard chimico, 2 applicazioni per mantenere una stabilità sperimentale. Siamo nelle zone della provincia di Verona dove praticamente la Lobesia è sicuramente un problema ed è ben presente. Vediamo in questa slide le foto della presenza praticamente degli insetti e del danno che va a creare l'acino, e questa è l'attività. Vediamo praticamente proprio come la differenza dei bacillus sia data dal profilo tossinico, a differenza magari dello standard. Altre simulazioni sono state fatte praticamente l'anno scorso, simulazioni non in ambito sperimentale come in plot, ma più che altro a parcelloni, proprio per far vedere o comunque mettere nelle condizioni più reali l'utilizzo del Bacillus thuringiensis. Anche queste parcelloni sono stati praticamente seguiti da un centro di saggio appunto a Ivrea per dare una validità ai dati di tutti i monitoraggi, e vediamo come ad esempio un posizionamento del biobit nella gestione della prima generazione che in alcune aree può essere particolarmente problematica, come ad esempio appunto la provincia di Verona. In questo caso abbiamo messo a confronto 2 applicazioni di biobit con uno standard chimico, siamo su vino grigio, vediamo praticamente un volume di distribuzione del 600 litri ettaro. Perché si prestano molto bene le applicazioni in prima generazione? Perché abbiamo praticamente, andiamo a sfruttare al meglio quello che è una vegetazione, comunque uno sviluppo vegetativo abbastanza limitato della vite, e quindi vado a coprire in maniera ottimale con il principio attivo. I raggi solari sono meno potenti, quindi vado a sfruttare appieno le potenzialità del Bacillus thuringiensis, e inoltre siamo vicini alla fioritura, quindi una massima selettività per quanto riguarda l'entofauna utile. Vediamo come 2 applicazioni di biobit hanno praticamente la stessa efficacia di una applicazione di un prodotto convenzionale. Sempre stessa logica di gestione, in questo caso la terza generazione per la Lobesia
Foltrana, siamo sempre nella provincia di Verona, siamo nella varietà Cordina, quindi la varietà che subisce poi il posizionamento in fruttaio, quindi il grappo deve essere perfetto. Abbiamo in questo caso anche 2 applicazioni di biobit con un'applicazione di standard chimico. Vediamo come in quella zona di applicazioni la presenza delle levese sia particolarmente importante, e anche in questo caso un risultato del biobit, quindi Bacillus thuringiensis gustati, convenzionale, con un risultato praticamente identico allo standard convenzionale. Da etichetta i 3 formulati hanno anche l'inserimento di lepidotteri defoliatori. Questi possono essere problematici in alcune aree del Triveneto e anche del Piemonte per la gestione appunto delle prime fasi vegetative della vite. Abbiamo le registrazioni, quindi consente anche l'utilizzo di queste tipologie per queste tipologie di lepidotteri. Una slide, cambio completamente discorso, una slide su Nandomaxi è il formulato che a base fluazinaro è stato menzionato precedentemente anche dal dottor Carraro prima come inserimento, comunque il mappamento del numero dei prodotti che vengono utilizzati come multisito o comunque copertura, alta affinità liceere, non ha fenomeno di resistenza, spettro d'azione particolarmente ampio per uno score putrite, inserimenti disciplinari e lotta integrata, il residuo di facile gestione e anche una gestione molto facilitata per quanto riguarda le fasi di mitigazione. Io avrei terminato, cedo le parole agli altri. Ok, grazie. Allora, intanto passiamo alla società su terra con il dottor Riccardo Marchi. Vediamo un po', si parlerà, torniamo con il discorso del lavoro civile per il confusione sessuale. Grazie Fiorello, grazie a tutti. Mi presento, io sono Riccardo Marchi e lavoro come account manager per Suterra. Oggi sono qui per parlarvi di Celada WMB, la nostra piattaforma per la confusione sessuale contro Planococcus ficus. Prima di parlare del Celada WMB è giusto avere chiaro in mente quelli che sono i punti chiave del ciclo biologico di Planococcus ficus. Nello specifico sapete che il cambiamento climatico in generale ha portato la pullulazione di un maggior numero di insetti rispetto al passato, perché le temperature medie più alte portano ad avere una finestra temporale di arrivo dell'insetto all'interno del vigneto e di conseguenza di sviluppo e di pullulazione sempre più ampia. Inoltre l'uscita, come dicevano i colleghi, di insetticidi ad ampio spettro e purtroppo da quest'anno anche di insetticidi specifici porta chiaramente il controllo di Planococcus ficus a essere sfidante per i tecnici e gli agricoltori. Di conseguenza, quali sono i punti chiave del ciclo biologico di Planococcus da considerare per ottenere un controllo efficace? Prima di tutto lo svernamento, come diceva il collega prima, lo svernamento viene a carico della femmina fecondata, quindi dobbiamo ricordarci che le popolazioni di Planococcus che abbiamo all'interno dell'annata, immaginate 2025, dipendono molto da quello che sono stati gli accoppiamenti effettuati a fine stagione del 2024. Inoltre l'epoca di migrazione è estremamente variabile, questo ci rende difficile il posizionamento dei pochi insetticidi rimasti, e inoltre la migrazione stessa è scalare, quindi se inizia la migrazione e posiziona l'insetticida può essere che non elimino completamente quello che è l'uscita di Planococcus, perché successivamente con l'aumento delle temperature si potranno avere delle successive migrazioni. Quindi è un insetto veramente complesso da gestire. Parliamo un attimino adesso del Celada WMB. Come potete vedere è un diffusore a serbatoio con un gancio, infatti il posizionamento va fatto su filo di ferro. La durata della piattaforma è di un anno intero e l'erogazione chiaramente è costante e controllata. Qui vediamo il posizionamento che deve essere effettuato diciamo in maniera omogenea a 500 erogatori ettaro. Non si prevede di rinforzare i bordi perché non è una tignola, è un insetto che si muove molto poco, non arrivano femmine fecondate da fuori perché non volano, quindi la gestione della confusione non è la classica gestione a cui siamo abituati. L'importante è che vengano posizionati il numero corretto di erogatori ettaro disposti in maniera omogenea nell'impianto. Da un punto di vista diciamo di epoca di applicazione bisogna intercettare il volo di prima generazione, che normalmente è diciamo leggermente posticipato con quello delle tignole, però il posizionamento può essere proprio lo stesso che si utilizza per le tignole, proprio perché abbiamo una piattaforma che dura comunque tutta la stagione.
Da un punto di vista tecnico, la piattaforma Celada si differenzia da tutte le altre piattaforme nel mercato perché lo studio di quello che è la plastica, la resina utilizzata per l'erogatore è studiata per ogni feromone. Quindi il Celada VMB ha una plastica studiata per il feromone a catena ramificata del Planococcus, che è diversa dalla mescola di plastica utilizzata per il feromone, per esempio, della tignoletta, che è un feromone a catena lineare. Ok. Di conseguenza ogni feromone ha la sua particolare forma e ogni plastica ha una particolare porosità che garantisce la cessione del feromone costante per ottenere l'effetto della confusione e la durata di un anno intero. Qui ci sono un paio di grafici, vedete il grafico a sinistra, ci troviamo in Puglia, quindi in zone con temperature medie alte dove normalmente i diffusori vengono un attimino stressati, e ci troviamo a comparare la tecnologia Celada, che è, vedete la curva in verde, contro una piattaforma di un'azienda competitor. Come potete vedere, nel caso del competitor si ha l'esaurimento del feromone, quindi la curva vedete in ascissa, vedete i mesi dell'anno, in ordinata vedete i milligrammi di feromone per diffusore, abbiamo una discesa rapida di quello che è il feromone all'interno del diffusore fino quasi ad esaurirsi quando arriviamo verso fine agosto. Il Celada, la tecnologia Celada invece permette di avere ancora feromone quando ci troviamo fine agosto per garantire quello che è la copertura del parassita da controllare fino a ottobre-novembre, che sono mesi importanti perché, come abbiamo detto prima, il cambiamento climatico significa finestra di potenziale sviluppo dell'insetto sempre più ampia. Avere un sistema che controlla il parassita e gli accoppiamenti per tutta la stagione significa avere un sistema che è adatto a quello che sono i cambiamenti climatici. Nel grafico a destra vedete una situazione di laboratorio dove abbiamo valutato a temperatura costante di 40 gradi, quindi temperature eccezionalmente alte che chiaramente sono servite a valutare il prodotto nella peggiore delle ipotesi, e vediamo che anche qui rispetto alla stessa piattaforma competitor la durata della piattaforma Celada è fondamentalmente doppia rispetto a quella del prodotto competitor. Quindi ho voluto farvi vedere qui una prova di efficacia che si svolge ancora una volta in Puglia. Avete capito che ci piacciono le zone sfidanti dal punto di vista dell'emissione del feromone. Come potete vedere nel grafico sopra, allora abbiamo tre tesi: la tesi Celada VMB, che è quella in verde, la tesi Checkmate VMB XL, che è la nostra vecchia piattaforma per il controllo di Planococcus, in blu, lo standard chimico che è basato su un intervento di spirotetramat effettuato il 14 giugno all'inizio della migrazione, un intervento al 18 di luglio di acetamiprid effettuato al picco della seconda migrazione. E quindi queste sono le nostre tesi rispetto a un non trattato. Nel grafico sopra vedete gli adulti, il volo degli adulti, che è stato silente in tutte le tesi fondamentalmente fino a giugno compreso. A luglio e ad agosto c'è poi stata un'importante presenza di adulti nelle trappole. Nel grafico sotto invece vedete la percentuale di grappoli infestati, che fino ad agosto è stato estremamente basso anche nel non trattato, è arrivato poi a un 14% di infestazione media il 20 di settembre sul non trattato, mentre su tutte le altre tesi, quindi con i due tipi di confusione e con lo standard chimico, quindi spirotetramat e acetamiprid, i risultati sono stati positivi. Il 14% può sembrare un dato non estremamente alto, però dovete immaginare che Planococcus non ha mai uno sviluppo omogeneo all'interno del vigneto, abbiamo sempre delle zone molto colpite e delle altre meno colpite, e pensare a un danno medio del 14% significa comunque avere un danno estremamente visibile. Okay. Questa è un'altra prova su Verona, su Corvina, dove anche qui abbiamo valutato le stesse tesi di prima, quindi Celada VMB, Checkmate VMB XL e intervento di spirotetramat più acetamiprid come il precedente, con chiaramente delle date che variano di qualche giorno in funzione di quello che era il monitoraggio sulla migrazione. Cosa abbiamo dal punto di vista direttamente del volo? E anche qui i voli, in questo caso i voli sono partiti da maggio, ma sono stati molto più bassi in termini quantitativi rispetto a quelli della prova precedente, con il non trattato che aveva sempre più catture rispetto chiaramente al confuso, che era sempre quasi a zero, e anche al chimico, che aveva qualche cattura
in meno rispetto al non trattato. Andiamo al grafico sotto dove vediamo la percentuale di grappoli infestati. Anche in questo caso fino ad agosto anche il non trattato aveva danni irrisori, mentre è arrivato a un danno medio attorno all'11% con il monitoraggio di settembre. Tutte le tesi, quindi la tesi chimica e le due piattaforme di confusione sono state al di sotto dell'1% di danno, quindi ancora una volta la confusione è risultata al pari in termini di efficacia rispetto a quello che era lo standard di riferimento. Un piccolo grafico che mostra nell'istogramma di destra come se si utilizza la confusione di conseguenza aumenta anche la percentuale di uva che chiaramente non è soggetta a marciumi, perché sappiamo che Planococcus una volta che insedia il grappolo porta allo sviluppo di marciume acido nello specifico, mentre a sinistra senza la confusione vediamo come il 25% dell'uva non sia vendibile proprio perché è affetta da marciumi. Quindi come riassumere l'utilizzo di Celada? Abbiamo detto il fatto del cambiamento climatico implica una difficile gestione del parassita perché abbiamo sempre più generazioni all'anno e l'uscita di alcune molecole porta ad avere chiaramente meno armi a disposizione. Il Celada MMB di conseguenza diventa al centro della piramide della lotta integrata per ottenere un controllo ottimale di quello che è il parassita. Con questo io concludo e lascio la parola a Marco Parmigiano. Grazie Riccardo. Tutto già annunciato che sarà Syngenta la penultima società a essere presentata in questo National Forum. Parmigiano per Galopac e poi Soffici Riporto. Sì, buongiorno a tutti. Vediamo brevemente i nuovi formulati e le strategie di protezione vite per il 2025 di Syngenta. Cominciamo col Pergado-Pac, la nostra nuova proposta di formulazione di Pergado SC più Naxostop, quindi di mandipropamide più fluazinam. Confezione per 2 ettari, attivo su peronospora, botrite, effetto collaterale su ilio e su black rot. Il Naxostop, vi ricordo, fluazinam appunto 500 grammi litro, registrato per peronospora, registrato per botrite, registrato per oilio black rot come effetto collaterale. Peronospora 1 litro, botrite 1,5. No buffer zone, quindi se unito al Pergado SC che ne ha soli 3 metri di buffer zone non peggiora il formulato stesso. Il fluazinam, come ricordava il mio collega, è un prodotto a principio attivo assimilabile ad un multisito, in quanto agisce sulla cellula della plasmopara con 2 differenti percorsi biochimici che sono lì elencati. Da un lato la respirazione a livello mitocondriale, dall'altro lo scompenso nella permeabilizzazione della membrana cellulare. Il fluazinam è da sempre inserito dal FRAC in una categoria di rischio di resistenza bassa, quindi codice 29. Il fluazinam agisce su diversi stadi del fungo come prodotto tipico di copertura, ma è un po' oltre il prodotto tipico di copertura in quanto agisce anche sulla sporulazione e sulla mobilità delle zoospore. Il fluazinam è caratterizzato da una affinità elicere non elevata, molto elevata, anzi la più elevata tra i prodotti esistenti in commercio per la protezione alla plasmopara. Il logaritmo B è infatti 4,87. Questo gli conferisce di conseguenza una resistenza di lavamento che possiamo classificare sui 70-80 mm. Vi faccio vedere la tabella per ricordarvi che appunto fluazinam 4,87, ma anche per ricordarvi che il Pergado mandipropamide è un prodotto affine alle cere al di là di ogni ragionevole dubbio, e per ricordarvi che il nostro metaraxilemme è pure al di là di ogni ragionevole dubbio l'unico sistemico acropeto con rapido ingresso nella vegetazione e successiva traslocazione acropeta. Vediamo il fluazinam in paragone a qualcosa e a qualcuno. Cominciamo con il paragone col Ditiano in questa prova di fonte Nufarm del 2022 eseguita dalla Fondazione Edmund. Come si vede il Naxostop in questa prova è stato assolutamente identico al Ditiano sia per il controllo di foglie che per il controllo di grappoli.
Vediamo il fluazinam in confronto al Folpet, questa prova fatta in Friuli Venezia Giulia nel 2021 in collaborazione col centro di San Gianariag, riporta che il pergado F ed il Naxostop sono il pergado F e il Naxostop più pergado SC, quindi il pergado PAC, sono stati su glera assolutamente identici, direi perfetti, sia su foglia che su grappolo per il controllo della peronospora. Botrite, andiamo indietro nel tempo e allontaniamoci nello spazio, andiamo in Piemonte col centro di Saggio Vitem, dove il fluazinam applicato a 1,5, il dosaggio pieno per il controllo della botrite, in paragone all'una privilege e alla doppietta Cantus più scala in chiusura grappolo in vaiatura, ha avuto un controllo sostanzialmente identico ai precipitativi standard con cui è stato messo in competizione. Black Rod, restiamo in Piemonte, andiamo con Sagea, su Barbera, vedete la efficacia di Naxostop, in questo caso a 1 litro per ettaro, paragonata a quello che era sempre stato uno degli standard di confronto assoluti per il controllo del Black Rod stesso. Efficacia praticamente identica al Mancozeb in una prova di efficacia, quindi un trattamento dietro l'altro. Qual è il posizionamento secondo noi corretto del pergado PAC? Il posizionamento corretto è in giugno, quindi da fine fioritura a prechiusura grappolo, dopo il trattamento con Orondisforte. Orondisforte, oxatiapiprolin, che ho messo il brown, prima decade di giugno, pergado F o pergado PAC, alternato o ad Orondisforte, se posso farne 2 di trattamenti, o ad un altro prodotto non CA e non fenarmile, per ritornare poi al pergado F e al pergado PAC. Con questo ottengo pieno controllo di peronospora e botrite e sottolineo nelle varietà grappolo compatto, se uso il pergado PAC non serve un antibotritico. Effetto collaterale su marciume nero e Black Rot, quindi se uso il pergado PAC, che sia la varietà grappolo compatto o non compatto, non serve un prodotto contro il Black Rot. Acquicine è il nostro formulato da quest'anno a base di fosfonato di potassio a 510 grammi litro di acido fosfonico equivalente. È il più alto in assoluto tra i fosfonati presenti in viticoltura. Questo gli conferisce una elevata attività di protezione soprattutto delle femminelle, come in questa prova di cui ho tratto qualche fotografia, dove si vedeva chiaramente nel 2024 la differenza tra l'acquicine e un fosfonato con un titolo di acido fosfonico più basso, in confronto a un testimone assolutamente colpito al 100%. Andiamo a vedere cosa proponiamo per il 2025, prima però con un esempio concreto in Friuli Venezia Giulia 2024, un campo vetrina nel Pordenonese in cui c'era del prosecco e c'era del pino grigio e abbiamo installato 2 testimoni non trattati sia sul prosecco sia sul pino grigio, ma non testimonieti di 4 piantine, 4 filari per 3 intervalli ognuno. Qual è stata la strategia? Qual è stato il percorso che abbiamo eseguito in questa azienda? È stato il percorso che poi andremo a farvi vedere nella tabella, cioè utilizzare dopo i 2 interventi di copertura un pergado F che in quel caso lì ha preso 36 mm di acqua, alternarlo con il Ridomil Combi con un secondo pergado F che ha preso in quella prova 146 mm di acqua in 5 giorni piovosi, utilizzando poi l'Orondis, ritornando con il Ridomil, secondo Ridomil permesso, e il terzo pergado F che in quella prova, in quel sito, ha preso anche 80 mm abbondanti di acqua. Per poi finire, per quanto riguarda la peronospora, Ridomil Gold RVG, dove permesso, cioè in Friuli Venezia Giulia e nell'SQNP, in luglio, per aumentare il controllo delle femminelle. Nella prima decade di giugno, quando abbiamo portato un sacco di persone a vedere questo campo vetrina, nella prima decade di giugno il campo
trattato era ancora perfetto, veramente perfetto, con un testimone non trattato ormai completamente rivegetato. Qual è la nostra proposta quindi 2025? Partiamo dal disciplinare Veneto / Treviso, quindi a Treviso Singenta in unione con Corteva hanno deciso anche per quest'anno di tenere un solo Orondisforte per ettaro per anno. Quindi quel quadretto lì che l'avete visto prima quando vi ho presentato il Pergado PAC è Orondis Pergado PAC, altro principio attivo non CA e non fenilamide e di nuovo Pergado PAC. Per quanto riguarda il ramo Oidio, la tabella, la colonna Oidio e Black ci sono i nostri Topaz, i nostri Quadris, il nostro Score, il feroconazolo e il Sideri. Botrite, Switch o Switch oppure Taegro alla fine per il controllo del marciume acido e poi i nostri insetticidi come il Volia, cloraltrellicrolo e il noto Affirm per il controllo delle tignole, oppure l'Exploit come proposta dallo scorso confusione sessuale via spray, e per quanto riguarda lo scafoideo sostanzialmente le ure pro, il taufrovalinate o il Karate Zero, la banda cialotrina. Se ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia la musica non cambia, anche in Friuli Venezia Giulia un solo Orondisforte, no? Quello che cambia rispetto alla diapositiva precedente è che nel disciplinare del Friuli Venezia Giulia non è ammesso, no, il trattamento o non è previsto il trattamento in prima generazione per le tignole, quindi l'angolino a destra nell'ultima colonna non c'è la prima generazione. Disciplinare Veneto l'avevo costruita prima che parlasse il dottor Carraro, ma insomma ci ho peccato, ma non era molto difficile, ecco, si sapevano già un po' tutte le cose. Nel disciplinare Veneto gli Orondisforte permessi sono 2 e noi li proponiamo, come vedete, alternati al Pergado F e al Pergado PAC. All'inizio, quindi in maggio, la nostra proposta è comunque in tutti e 3 i disciplinari e in tutte le zone dove la plasmopera ha una pressione elevata, all'inizio Pergado F Ridomil, Pergado F Ridomil. Grazie. No, grazie Marco. Passiamo all'ultima società, non l'ultima perché è l'ultima di tutte, ma per un ordine alfabetico. C'è il ritorno di Marco Galli con la veste di UPL, no? Aspetto così, con il prodotto Iugo. Anticipo una cosuccia, finita il tuo intervento, Marco, ci sarà l'intervento di chiusura da parte del dottor Filippo Podato, del direttore, il quale vi darà anche delle indicazioni di dove poter trovare tutte queste presentazioni eccetera, e pure anche le altre attività inerenti a questo tema che il Confdifesa sta portando avanti. L'ultima cosa mi è stato chiesto da qualcuno per la firma, diciamo così, del decreto dirigenziale del Friuli, dovrebbe porsi i primi giorni della prossima settimana. Questo speriamo, ha detto un friulano, questo mi hanno detto i friulani. Ecco, tutto a te Marco. Bene, grazie. Hai mezz'ora di tempo per essere l'ultimo. No, non farò così lungo, perché sapete che amo la sintesi. Ma intanto buongiorno a tutti, grazie ancora dell'ospitalità, ringrazio i presenti, Fiorello e tutto il suo staff e anche chi ci sta seguendo online, che so che sono ancora numerosi. Vi parlerò di Yukon, intanto vi presento, sono Marco Galli, responsabile tecnico di UPL per il Nord Italia. Yukon, che cos'è Yukon? Yukon è un nuovo formulato a base di 2 sostanze attive assolutamente conosciute, perché sono quelle forse le prime che abbiamo utilizzato, ma ancora oggi fanno parte, diciamo, una solida base della difesa fitoiatrica in vigneto. Quindi stiamo parlando di rame, in particolare rame da solfato tribasico e zolfo. Si tratta però di una formulazione liquida, vedete, una formulazione SC innovativa che ha caratteristiche particolari. Intanto è stata comunque una sfida sviluppare questo formulato, cioè avere in uno stesso prodotto 2 sostanze attive con caratteristiche, comportamenti, modi di azione molto diverso non è stato così banale e ci è voluto un po' di tempo per arrivare a un formulato stabile, ma soprattutto che abbia un comportamento ideale sulla vegetazione. Vediamo, tra poco vi farò vedere che caratteristiche porta, quindi non è semplicemente una combinazione di 2 sostanze attive note, ma in realtà porta una serie di vantaggi.
Quello che si è riuscito a fare è combinare queste due sostanze attive con l'aiuto di solfattanti, coformulanti e componenti diversi che rendono appunto il formulato stabile in bottiglia, ma in realtà poi sulla vegetazione ha dei vantaggi considerevoli. Che cosa si tratta? Intanto Yukon è autorizzato, questo è quanto riportato in etichetta, per il controllo di peronospora, oidio e black rot. Quindi ho un controllo di 3 patologie importanti sulla vite con un unico prodotto. Questo è l'estratto dell'etichetta, vedete è riportato il numero massimo di 8 applicazioni, questo con piacere del dottor Carrara, c'è sia il dosaggio ettolitico che il dosaggio etero, e questo è importante soprattutto nelle prime fasi, quindi con una vegetazione ridotta, mi consente una maggiore, diciamo, elasticità di impiego e anche un occhio alla sostenibilità economica. Ma veniamo un po' più al dettaglio le caratteristiche del prodotto. Intanto questa formulazione che cosa mi porta? Una maggiore, vedete, adesività, distribuzione del prodotto sulla vegetazione, quindi sulle foglie, sul racco, sul grappolo, e un'ottima resistenza di lavamento. E in più un effetto sinergico tra i due componenti. Per vedere questo cosa si fa? Si fanno prove in condizioni controllate, quindi si applicano i prodotti, in questo caso Yukon, altri formulati a base di rame o miscele estemporanee rame zolfo, vedrete, in vigneto, dopodiché si va a fare un inoculo di peronospora artificiale e vedere l'effetto con o senza pioggia. Lo vedete nel primo gruppo di istogrammi sulla sinistra, vedrete l'efficacia dei prodotti in assenza di piogge, le barre blu. La prima è al dosaggio minimo di etichetta di Yukon 4 litri etero, la seconda è a 6 litri etero, ma vedete che dove non c'è pioggia tutti i prodotti chiaramente funzionano bene. Con una pioggia normale di 10 mm si comincia a intravedere qualche differenza, se andiamo a una pioggia un po' più forte, quindi 40 mm, vedete che le differenze vengono accentuate. Mentre Yukon, anche al dosaggio basso e tra parentesi, vedete che stiamo parlando di 32 grammi etolio, cioè 320 grammi litro, scusate, ettaro di rame metallo, comunque l'efficacia rimane a livelli molto alti. Questo è dovuto proprio alla particolarità della formulazione, alle caratteristiche tecniche e alla sinergia tra i due componenti. Questa è una prova di campo invece, in vigneto. Il confronto è col Folbet, un ottimo standard, ne abbiamo parlato oggi più volte, anche UPL ha nel suo portfolio chiaramente Folbet. Qui vediamo diciamo, la protezione sia su foglia e dopo vi farò vedere su grappolo di Folbet confrontato con Yukon al dosaggio minimo e al dosaggio massimo. Situazioni di pressione direi piuttosto elevate, come vedete, quindi come diffusione e intensità, però su foglia Yukon si comporta più o meno come il Folbet. Andiamo sul grappolo, che sappiamo essere un po' il punto di forza di Folbet, però vedete anche qui Yukon, perlomeno al dosaggio un po' più alto, è praticamente molto vicino al Folbet, per cui è un prodotto direi molto interessante anche da questo punto di vista. Altra esperienza, ci spostiamo in Veneto, sempre nel 2024, protocollo molto semplice, trattamenti a intervalli, non è l'ideale diciamo nella realtà, però ci consente di avere molte informazioni. Qui vedete Yukon è stato utilizzato al dosaggio ettolitico, dosaggio minimo massimo e confronto con altri formulati a base di altre forme di rame. Trattamenti, vedete 11 applicazioni, intervalli di circa 7-8 giorni. Vi faccio vedere solo, mi soffermo sulla piovosità, vedete 420 mm, questa è la piovosità caduta il 28 giugno quando è stato fatto il rilievo, e infatti vedete qui è il dato sul grappolo, era già 100% dei grappoli colpiti, 92, 94, 93% di gravità, quindi erano rimasti pochissimi acidi sani, di fatto. Vedete una diffusione un po' su tutte le tesi, ma comunque dove è stato utilizzato Yukon, vedete che c'è una tendenza nella riduzione sia della diffusione ma soprattutto della gravità sul grappolo, e questo è proprio il segno della sua diciamo, resistenza di lavamento e persistenza, capacità di coprire la vegetazione. Spesso le immagini dicono più che i grafici, vi faccio vedere giusto per farci l'occhio come riferimento. Questo era il testimone, ripeto, al 28 di giugno, immaginatevi dopo un mese o due cosa era rimasto da quel vigneto. Quindi attacco gravissimo sulle foglie, non solo sui grappoli come avete visto prima. Qui vediamo un idrossido, questa era la situazione, vedete attacco molto diffuso sulle foglie, ma soprattutto sui grappoli con peronospora palese, larvata. Misceloxicloruro idrossido, leggermente migliore sul grappolo, però anche sulla foglia parecchia presenza. Una poltiglia bordolese,
vedete comunque la presenza anche sul grafolo di larvata e qua là sulle foglie, e qui veniamo invece alle tesi Yukon. Questo era il dosaggio ettolítrico. Già si nota, vedete, questa patina sulle foglie dovuta proprio alle caratteristiche del prodotto. Chi l'ha utilizzato l'anno scorso l'ha visto anche di persona. Questo è Yukon utilizzato ai 4 litri ettaro e Yukon ai 6 litri ettaro. Vi faccio presente che questa foto è stata scattata il giorno dopo che erano piovuti 100 mm di pioggia, quindi vedete come il prodotto ha questa persistenza sulla vegetazione di protezione. Un'ultima slide di prove sull'oidio. Il confronto è stato fatto con un altro prodotto di contatto, Diopron, penso che lo conoscete tutti, un ottimo standard di riferimento come contatto, ma vedete che sia su foglia che su grappolo Yukon si è comportato molto bene, quindi a livelli di efficacia pari a Diopron. Questo è un estratto dell'etichetta, quindi come vi dicevo il prodotto è autorizzato per il controllo di peronosporo, oidio e black rot con massimo 8 trattamenti all'anno al dosaggio che vedete di 0,406 ettolitri o 4-6 litri per ettaro, tempo di carenza di 7 giorni. In arrivo sono anche estensioni su altre culture a breve. Le confezioni sono delle taniche da 10 litri, quindi un prodotto liquido. E quando lo consigliamo? Se parliamo di viticoltura biologica, interessante la partenza, quindi le prime fasi di sensibilità alla peronospora, ma anche all'oidio, quindi partire bene, abbiamo visto ha una buona persistenza, una buona resistenza di lavamento, mi controlla contemporaneamente tutti questi patogeni e in più, diciamo, do un occhio anche alla sostenibilità economica utilizzando il dosaggio ettolítrico. Altrimenti posso utilizzarlo poi nel corso di tutta la stagione, modulando il dosaggio in base alla pressione, alla sensibilità e al luogo in cui mi trovo. Interessante, scusate, la combinazione con Vacciplant, che è il nostro attivatore delle difese della pianta, che ha un'azione anche lei, diciamo, su peronosporo, oidio e botrite. Se parliamo di viticoltura integrata, anche qui interessante l'impiego nelle prime fasi, sfrutto il dosaggio ettolítrico, oppure anche nella fase, diciamo, a grappolini separati, quindi inizia la fase un po' più rischiosa per la peronospora in combinazione con Vacciplant, oppure anche in una fase tardiva in cui io vado a proteggere il mio vigneto apportando meno rame, meno zolfo e quindi diciamo preservo anche i precursori aromatici dei vitigni e quindi faccio in modo che da quelle uve possano esprimere il massimo del loro potenziale poi nel vino. Quindi in conclusione, Yukon è un prodotto sì fatto da 2 sostanze attive note, ma è una formulazione innovativa che è anche moderna in più senso, nel senso che è efficiente, efficace, resiste molto bene al dilavamento e quei cambiamenti climatici, le bagnature prolungate che abbiamo è sicuramente una cosa molto interessante, è facile da utilizzare, è miscibile con tutti i prodotti, come vedete non produce schiuma e inoltre è anche moderna da un punto di vista normativo perché mi consente di proteggere il vigneto riducendo gli apporti di rame. Con questo io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione. Grazie Marco, il compito del Fiorello finisce qui. Parlate sempre di Fiorello, però naturalmente io devo ringraziare il Presidente Nadal che appoggia sempre queste iniziative e non è sempre, sono cose scontate, quindi un ringraziamento particolare, non sono sviolinate ma sono proprio dette da un collaboratore del Condifesa. Naturalmente ringrazio anche Nicola Massaccesi per la parte informatica, ci ha dato una grossa mano per preparare un po' tutte le presentazioni in un unico insieme di file, in un'unica cartella per velocizzare il tutto e per quello che riguarda poi le ultime indicazioni, ecco, sentiamo insieme quello che sarà dato dal dottor Filippo Codato, direttore del consorzio di Condifesa Treviso. Grazie intanto da parte mia. I ringraziamenti li ha già ben fatti Fiorello. Allora io volevo un po' concludere con indicazioni tecniche ovviamente che riguardano il fatto che questo in tutta la giornata di lavoro è stata trasmessa in diretta, avevamo ben oltre 100 persone che stavano seguendo in diretta e poi il tutto continuerà ad essere visibile sia in formato integrale sia con delle pillole che voi potrete trovare sul nostro canale YouTube, quindi vi invito anche voi come società, come relatori a prendere questi preziosi documenti e aiutarci anche a divulgarli perché per noi è fondamentale anche questa attività di divulgazione.
devo dire una cosa che secondo me insomma è molto importante. Ho visto che la fortissima tensione che è emersa oggi nel divulgare nuovi prodotti, ma soprattutto valorizzare gli strumenti che già abbiamo, con un'attenzione, con una ricerca volta anche proprio a trovare la ottimizzazione, un efficientamento delle risorse che abbiamo, è fondamentale. Ed è quello che ci consentirà di vincere le sfide del futuro legate al tema del cambiamento climatico, legate al tema dei nuovi parassiti, legate al tema delle sempre più sfidanti limitazioni che ci arrivano dal punto di vista normativo. C'è un forte parallelismo con quello che noi portiamo avanti in ambito assicurativo e mutualistico, dove siamo arrivati a una situazione vicina alla insostenibilità dal punto di vista dei sinistri da parte delle compagnie, e quindi il tema del costo assicurativo, il tema del contributo pubblico che diventa sempre più stretto rispetto alle richieste, ci porta necessariamente a dover avere un approccio che è quello che è stato dimostrato anche oggi in ambito fitosanitario, di ottimizzare al meglio le risorse che abbiamo. Per fare questo noi crediamo fortemente che il coinvolgimento degli agricoltori e dei viticoltori sia fondamentale. Quindi fondamentale avere tecnici preparati, avere tecnici che però hanno una capacità divulgativa e hanno una capacità formativa, se volete, di andare ovviamente ad avere come primo attore in campo chi ha poi l'obbligo di portare a casa la produzione. Okay? Alla luce di questo noi anche quest'anno in mano questa locandina cerchiamo di stimolare gli agricoltori ad assicurarsi meglio, cioè a fare in modo che gli alti costi, oggi assicurare un vigneto costa 2.500 euro a ettaro, ok? Quindi stiamo facendo a gara come costi, diciamo con quello che è la gestione fitosanitaria, è diventato se non uno dei primi costi di produzione proteggere il proprio vigneto. Questo consente di avere risarcimenti importanti. Abbiamo avuto nel 2023 erogazioni per 180 milioni di euro in provincia di Treviso di risarcimenti su 400 milioni di capitale assicurato, 450. Quindi stiamo parlando di numeri importanti, quindi come voi avete sulle spalle la responsabilità di suggerire prodotti che aiutano l'agricoltore a vincere le sfide della peronofora, della flavescenza dorata, eccetera, eccetera, noi abbiamo anche questa responsabilità, ce la prendiamo. Il forum fitoiatrico è un esempio, Vinea, che è il format che abbiamo portato alla seconda edizione presso la Fiera di Santa Lucia e che rinnoveremo a dicembre dell'anno prossimo, dove siete tutti invitati a seguire la cosa. Vi abbiamo mandato anche un invito, qualcuno di voi probabilmente è anche intervenuto, dove cerchiamo di dare un taglio diverso a quello che è il forum fitoiatrico, strettamente mirato a biostimolanti, induttori di resistenza e altre tecniche per fare in modo che le piante siano più resilienti. Questo non elimina ovviamente la parte fitosanitaria, ma sicuramente, come ho visto in molte vostre presentazioni di oggi, rende più efficaci i prodotti a dosaggi più bassi e con un'attenzione maggiore ovviamente alla sostenibilità che ci è fortemente richiesta. Quindi come consorzio siamo impegnati in queste iniziative, il forum lo dimostra, arriviamo l'anno prossimo alla 20ª edizione e sarà una delle tante edizioni che proseguirà negli anni. A dicembre avremo Vinea, abbiamo avuto un primo incontro con l'informatore agrario, ripeteremo l'iniziativa Vite in Campo, quest'anno nella forma più ampia, l'anno scorso abbiamo avuto la forma eroica, anche lì molti di voi hanno partecipato, perché pensiamo che questi momenti di divulgazione, di formazione, di approfondimento siano importanti per i tecnici, ma soprattutto per quello che riguarda il nostro mandato, il nostro ruolo di consorzio di agricoltori con quasi 10.000 agricoltori associati. Creare questi momenti rimane fondamentale, con livelli alti, altissimi, perché io penso che un incontro con una densità come oggi di informazioni, di competenze e di dati e dettagli sia raro nel nostro territorio, e quindi su questo io penso che dobbiamo andare avanti e chiediamo a voi di aiutarci ovviamente ad essere sempre efficaci, puntuali anche su questa questione. Quindi
Io concludo qua, a breve apriremo la campagna assicurativa, è fondamentale che le aziende ovviamente si assicurino, ci sono 300 milioni di euro all'anno di contributi pubblici, di cui più di 30 arrivano a Treviso, quindi abbiamo solo come provincia il 10% della contribuzione pubblica nazionale, quindi valori importanti e quindi c'è molto da proteggere. Quindi metà marzo più o meno speriamo di essere pronti per aprire la campagna assicurativa con condizioni simili a quelle dello scorso anno, con costi purtroppo già dallo scorso anno in aumento. Quest'anno andremo allo stesso costo dell'anno scorso, speriamo in leggera decremento e contenimento, insomma, ecco, comunque saremo pronti anche quest'anno. Quindi io concludo veramente con un ringraziamento, con un invito appunto a divulgare, a darci una mano a divulgare i contenuti di questa iniziativa anche dai vostri canali, insomma, ecco, e vi auguro un buon giovedì grasso, insomma, c'è rimasta qualche ora per mangiare qualche frittella, insomma, qualche fritto con queste differenze. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.